libro Strada assassina, 7 storie vere. Strada assassina. La mia storia in questo libro non c'è perché. Dal 31 luglio 2008 sono ancora al primo grado di processo penale Luigi Ciaramella, nato 8 aprile 1989, morto 31 luglio 2008, omicidio stradale. Mario Grieco, nato 18 maggio 1989, morto 23 maggio 2009. Vittima della strada. Ciro Modugno, nato 5 luglio 2006, morto 11 ottobre 2021. Vittima della strada. Fabrizio Di Bitetto, nato 15 settembre 1998, morto 5 ottobre 2019. Vittima della strada. Salvatore Crisafulli, nato 31 agosto 1965, morto 21 febbraio 2013. Vittima della strada. Mimmo Crisafulli, nato 29 maggio 1991, morto 6 marzo 2017. Vittima della strada. Maria Dorotea Di Sia, nata 10 luglio 1988, morta 13 maggio 2014. Vittima della strada. Salvio Galiero, nato 7 giugno 2001, morto 4 luglio 2019. Vittima della strada. Il profumo dolce della pelle sua è una voce dentro che mi sta portando dove nasce il sole. Sole, sole parole, ma se vanno scritte tutto può cambiare. Senza più dimora te lo voglio urlare, questo grande amore, amore, solo dimmi perché quando penso solo a te. Dimmi perché quando vedo solo a te. Dimmi perché quando credo solo in te. Non mi lascerai mai. Dimmi chi sei, respiro dei giorni miei. Dimmi che sai, che solo sceglierai. Ora lo fai, questo è il mio unico grande saranno primavere, giorni freddi e stupidi da ricordare. È stato un attimo tremendo e cattivo a metterci tutti a terra, Kevin. Un attimo che voleva distruggerci, voleva rubare tutto, voleva spegnere tutte le nostre speranze assieme alla tua forza, alla tua energia. E invece non è stato così e non è così. Tenta di dare un senso al dolore di un'intera comunità e di una grande famiglia, Don Andrea, dal pulpito di una chiesa, quella di Salvatronda, troppo piccola per contenere l'affetto di tante generazioni, smarrite di fronte alla tragica fine di Kevin Gentilin, 15 anni appena, morto venerdì mentre a bordo della sua Vespa stava andando a scuola. Siamo tutti qui, tristi, sì,
ma con un fuoco dentro. Gli sguardi persi degli amici di una vita troppo breve, i compagni di scuola dell'Istituto Sartor, centinaia anche i vespisti arrivati da ogni angolo del Veneto che con Kevin hanno condiviso una grande passione, quella per i motori. Sono loro a scortarlo nel suo ultimo viaggio. Sono alla fine 1500 circa le persone che abbracciano i genitori Christian e Silvia, il fratello Jody e la sorella Linda. Lo fanno ricordando piccoli grandi momenti. Caro Kevin, posso solo dirti che sarai sempre un bellissimo ricordo indelebile nel mio cuore e vorrei solo che chi stava scrivendo il tuo destino non avesse mai finito l'inchiostro. Ora però è arrivata l'ora di andare a fare benzina per l'ultima volta. Ricordati di farla al 4. Ciao Kevin. Rimarrai dentro ad ognuno di noi, ognuno coi propri ricordi. Ti ringraziamo per il viaggio fatto assieme e ti ricorderemo sempre perché meriti di essere ricordato, sempre. E perché tu, Kevin, per quanto mi riguarda, sei tatuato sul mio cuore. Ciao bello. Nonno Gino affida il suo pensiero ad una lettera. Sarai al nostro fianco nel cuore, nell'anima, nello spirito. La musica, il ballo, il lavoro ti rendeva unico. Mi lasci un vuoto difficile da colmare. Tutte le sere passavi un'oretta a salutarmi, raccontandomi la tua vita, le tue aspirazioni future. Io in silenzio ascoltavo e ti dicevo: vivere, vivere, vivere. Ed è proprio nonno Gino a dare forza a tutti all'esterno della chiesa quando Papa Christian dedica al suo Kevin la musica del cuore che scioglie in un pianto, in un ballo liberatorio, disperato e collettivo. Vai Elia! Questa musica era di Kevin! Vai! La viviamo assieme! Vola Kevin, vola! Alza, Questo dolore disperato, avete visto cosa succede? Questo nonno che non si darà mai pace, questi genitori, queste famiglie. Kevin Gentilin, l'ultimo di una lunghissima serie di incidenti stradali con le moto, specialmente, non solo. Abbiamo una tecnologia avanzata, però è solo per i ricchi, per quelli che possono permettersela. Sto parlando degli airbag, non solo nelle macchine ma anche nelle motociclette, eppure qualcuno guarda da un'altra parte. E noi invece cercheremo di portare avanti questa battaglia che stanno facendo i genitori di questi ragazzi, le mamme, i papà, i nonni, per cercare di far capire che bisogna andare oltre, vivere, 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 dice il nonno di Kevin. Si può fare perché ci sono gli strumenti. Però quando devi impiegare i soldi per fare il bene della comunità, i soldi non ci sono mai. Per fare la morte sì, basta vedere i soldi che si trovano per le guerre. Questa mattina ne parlerò con un ospite graditissimo che è Biagio Ciaramella, portavoce di tante associazioni, Mamme Coraggio, Vittime della Strada, familiari. Grazie Biagio Ciaramella. Saluto anche il dottor Alvise Montanari, specializzando in chirurgia plastica. Molte ferite si rimarginano, altre psicologicamente non si rimargeranno mai. Sentiremo anche cosa dice il dottor Montanari anche per quanto riguarda i specializzandi, gli ospedali, le università. Però io partirei proprio, grazie dottor Montanari, da Biagio Ciaramella. Allora, Ciaramella, cosa dice? Io inizierò proprio la prossima settimana, se va bene, perché c'è qualcuno che si sta tirando indietro con i familiari di questi ragazzi, sono loro che hanno voluto questo, la raccolta di firme per portarle a livello europeo perché venga messo obbligatorio nelle motociclette l'airbag. Ecco, è un passo in avanti che vuol dire essere civili, capire che forse qualcosa si può fare perché non c'è niente da fare. Vedete le corse in moto, quando le fanno vedere non si fanno male difficilmente, cadono in maniera pazzesca, ma hanno tutti questi veramente strumenti che non si fanno più di tanto male.
Ma Ciaramella, intanto vorrei anche il suo aiuto, se è d'accordo su questa raccolta firme, perché non la facciamo per noi, la facciamo per le comunità intere, che non riguarda solo l'Italia ma l'Europa, penso. Ecco, cosa ne dice, cosa vorrebbe dire a questa, una delle ultime famiglie distrutte dal dolore? Avete visto questo dolore di questi familiari, cosa riescono a fare nel dolore? Prego Ciaramella. Allora, saluto tutti, la ringrazio per l'ospitalità, per la trasmissione. Già sui social avevo visto questo video e mi ha molto commosso, perché è la realtà che viviamo tutti quanti, noi familiari vittime della strada, perché noi, non avendo più i nostri cari, ma nel cuore sono sempre presenti, a questo punto qua noi cercheremo sempre di portare avanti il nome dei nostri giovani ragazzi vittime della strada. È per questo che noi facciamo delle campagne di sensibilizzazione, abbiamo fatto un libro, stiamo facendo tutto quello che possiamo sul territorio. Lei ha detto bene, per quanto riguarda lo Stato è vicino, però per la sicurezza stradale non è mai vicino, perché basterebbe avere più controlli, a inasprire le leggi per chi ammazza sulla strada, no rito abbreviato e no patteggiamento, e spendere i fondi, metto questo quadrettino che in effetti sta qui, per quanto riguarda il Ministero delle Infrastrutture, degli Interni, a tutti i soldi che spendono i comuni per i verbali che loro incassano. A questo punto qua basterebbe che quei soldi, una parte verrebbero spesi come devono essere spesi, invece a volte si spendono su altri capitolati che noi pretendiamo come associazione che vadano messi per la sicurezza stradale. Poi per la vostra proposta è una proposta lodevole, e penso che noi saremo con voi per la raccolta di queste firme, come mettendolo anche sui nostri siti e facendo una pubblicità, perché oggi basta poco per salvare una vita umana, però qualcuno è sordo e fa finta di non sentire, ma 12 morti al giorno non fanno più impressione allo Stato. Si parla tanto di guerra, si parla tanto di tutto, ma non si parla mai di sicurezza stradale, che questa è la cosa più brutta. Lo vediamo sui giornalini online, con delle trasmissioni come le fate voi, però come dire, chi dovrebbe parlare non ne parla. Allora Ciaramella, quello che però noi dobbiamo capire è che, perché io le ho chiesto anche a lei l'aiuto e il supporto per questi genitori che faranno questa raccolta delle firme, perché in politica contano i numeri. Se tu hai i numeri, la politica ascolta. Se tu vai per la tua strada, per quanto puoi seminare bene, non vai da nessuna parte. E per avere i numeri noi dobbiamo unire tante associazioni, tanti familiari, perché la giustizia arriva in ritardo, l'ha detto anche lei, e se arriva è a discrezione la giustizia, la certezza della pena che non c'è, questi carceri o che non li fanno addirittura, oppure con anni di carcere, due vittime, 3 anni a vittima, pensate 7 anni di 2 persone, poi bisogna vedere quanti ne faranno. Capisce che i familiari non si accontentano più, non vogliono essere ascoltati. Noi abbiamo chiesto anche un incontro, e qua coinvolgo anche lei, Ciaramella, alla Presidente Meloni, perché la Presidente Giorgia Meloni ha detto alla Premier: io sono Giorgia, sono una di voi. Giorgia Meloni è anche una mamma, perciò io penso che una delegazione dovrà incontrare la Premier per capire anche, come giustamente dice lei e tanti familiari, dove si vuole andare a parare. Questa sicurezza che ci potrebbe essere, ma non si investe nella sicurezza abbastanza. Eppure i morti parlano, i numeri parlano. Io mi farò sempre dare i numeri, perché da quando quel fisico mi ha detto: lei Mirella, quando fa una domanda importante richiede i numeri, si faccia dare i numeri parleranno. E allora questi numeri che parleranno chiaro saranno i numeri e i soldi che si vorrà investire nella sicurezza stradale, su questa tecnologia che ha fatto passi da gigante, Ciaramella. Abbiamo gli airbag veramente anche per le motociclette, ma a discrezione chi ha la possibilità di prenderli. Ma stiamo parlando di vite umane, ma stiamo scherzando? Ma è obbligatorio, è una cosa semplice. Cosa dice Ciaramella?
Allora è una cosa semplicissima, soltanto che le lobby di tutto quello che va attorno, e in effetti è più comodo fare morire le persone per chi è sordo che investire nelle infrastrutture. Noi giustamente lei parla degli alberghi, ma in effetti 50 anni fa, le strade che ci ritroviamo di 50 anni fa sono le stesse, le macchine sono aumentate al 100%. Questi alberghi potrebbero dare fastidio a qualche costruttore, a qualcuno che non ha interessi a metterle sulle macchine, e questo è grave. Ma ci sta anche un altro apparecchio, che ne stanno parlando per la nuova legge che stanno facendo per quanto riguarda la legge del ferma dal 1992, per quanto riguarda che al 19 di novembre dovrebbe essere votata, per quanto riguarda il codice della strada. E c'è pure un'altra situazione, qualcuno che guida ubriaco, drogato o sta al telefonino, un apparecchio di inserirlo in macchina così non parte la macchina. Perciò la tecnologia è abbastanza grande, però in queste situazioni diventa piccola. Vedere 1500-2000 ragazzi che si mettono in una chiesa purtroppo per salutare il proprio caro è una cosa vergognosa ancora, perché nel 2024 l'Europa ci ha detto che noi dobbiamo diminuire i morti sulle strade fino al 2030, ma diciamo la verità, chi è che sta investendo per la sicurezza stradale? Perciò che intervenga anche l'Europa, che ci fa molto piacere. Io sono a sua disposizione di venire a Roma, di andare in Europa, andiamo dove volete, e farò anche mia questa campagna di sensibilizzazione che lei propone, la manderemo a tutti i nostri contatti, faremo il possibile di far firmare quanto più persone è possibile. E lei dice bene, l'unione fa la forza e noi dovremmo essere la forza di chi non c'è più. Grazie veramente Ciaramella, non dubitavo del suo supporto, perché in effetti è quello che manca l'unione tra associazioni. Noi dobbiamo unirci, non dobbiamo dividerci, non dobbiamo pensare alla visibilità di ogni associazione, noi dobbiamo fare il bene della comunità, e questo bene della comunità ce lo impone i morti che abbiamo. Non si può più girarsi dall'altra parte, non si può più vedere lo strazio, come ha detto lei, di famiglie, di giovani per una morte assurda. Forse Kevin, se avesse avuto l'airbag, non sarebbe morto, chi lo può dire? Però almeno ce l'aveva. Una cosa è poterlo avere, una cosa non averlo, ma Kevin non sapeva, tanti non sanno neppure, poi lo faremo vedere, dico anche alla regia di far vedere cosa porteremo come video, cosa hanno deciso queste mamme, questi papà, questi familiari, per cercare di sensibilizzare anche l'opinione pubblica, per firmare, perché quando faremo le firme vedrete anche questo airbag, se non sarà quello ma sarà un altro airbag, ma molto importante. Eccolo qua, ecco il nostro bravo regista Italo Morao lo sta facendo vedere, così vede anche Ciaramella quello che manderemo. Ecco, pensate cosa vuol dire essere abbracciati per la sicurezza. Sentiamo Rinaldo. Ciao Rinaldo. Buongiorno ai tuoi ospiti. Purtroppo c'è tanto che ti ne parli di questo problema che è qua, però nessuno ti dà la possibilità di risolverlo, perché per risolverlo che vuoi che lo Stato impegna dei soldi, perché salvando a parte cosa che sparagnarissimo quando chi fiori non resta in carrozzera o cosa che vuoi parturarli dopo, qui che si salva. E neanche un risparmio per lo Stato, per gli ospedali che faremo manco, salvando le vite, salvando chi non resta in carrozzera, non si fa più male. Voglio dire, dopo la morte succede, perché uno che corre in moto, in macchina, in bicicletta, purtroppo siamo tutti possibili di una disgrazia, di una roba non voluta. Però bisogna mettere anche ai ragazzi, insegnare che i pericoli della strada e la facilità delle volte che ti sei sicuro di fare una roba, va bene, ti fa a oggi sarai, invece che vuoi sempre l'attenzione su fare cose e robe. Mi erano lì in barca, sono addosso una bricola perché ero sbadato, guidavo col sedere, col timone, ma perché talmente obbligato che facevo che a strada, che purtroppo con la svisa non mi sono fatto niente, ho staccare a prova
ma voglio dire, c'è sta colpa mia, perché devo l'attenzione, dopo è casualità, è vero, però lo Stato su queste cose è da intervenire, perché sono robe importanti queste, non interesse, e armi, le guerre, ma mi viene che da vivere. No, da far da copparsi. Come dice il nonno di Kevin, vivere. Grazie Rinaldo, se no non ce la faccio, devo andare avanti, devo andare in pubblicità. Ringrazio sempre del supporto di Rinaldo e di tutti gli spettatori che chiamano, che riescono a prendere la linea. Allora, visto che abbiamo parlato di vivere, anche la chirurgia plastica ti può far vivere in maniera diversa, può far ritornare il sorriso. Andiamo proprio a Padova, andiamo a vedere questa plastica in senologia con la chirurgia. Andiamo a vedere e poi sentiamo anche cosa ne pensa il dottor Montanari. Se resta il tumore più diffuso tra le donne, contro il cancro al seno le armi a disposizione della medicina sono sempre più affilate. Lo spiega il direttore dell'unità di chirurgia senologica dell'azienda ospedaliera di Padova. Abbiamo sempre un numero maggiore di casi di tumori mani da mammella, anche in donne più giovani. Ci si ammala sempre di più, ma si guarisce sempre di più. Ci sono sempre più donne che guariscono, grazie ovviamente non solo alle terapie chirurgiche, ma a tutte le terapie, anche chemioterapiche. Passi in avanti nella terapia, passi da gigante sul fronte della ricostruzione negli ultimi 5 anni, dove si parte sempre dalla possibilità di una ricostruzione autologa con il tessuto adiposo della paziente che diventa sempre più importante. Oggi è diventato organo adiposo, quindi non più tessuto, proprio perché per questa sua capacità staminale, quindi di avere un contenuto di cellule staminali elevatissimo che influenza quindi la qualità della ricostruzione laddove lo usiamo. In chirurgia plastica ormai lo usiamo dappertutto, nelle ricostruzioni mammarie addirittura in 2 tempi si può arrivare a inserire un espansore e poi sgonfiarlo e inserire tessuto adiposo. Al tatto la mammella ricostruita col tessuto adiposo sarà ovviamente una mammella diversa rispetto a quella ricostruita con protesi. Specialisti che sempre più si interfacciano con donne giovani. Nelle ricostruzioni autologhe finora utilizzavamo moltissimo il lembo dell'addome, perché di solito quando la mammella e quando il tumore colpisce la donna più avanti nell'età, magari in menopausa, si sa che il tessuto adiposo fa parte delle trasformazioni della menopausa. Si usa il lembo grandorsale dalla schiena. Oggi ci sono nuovi lembi microchirurgici proprio per le ragazze alte, magre, ventenni che hanno questa problematica, in cui ricostruiamo tutto in modo autologo utilizzando la microchirurgia e prelevando i lembi dalla radice della coscia. Allora, dottor Montanari, intanto sempre grazie per rispondere alle mie chiamate, ma è importante ascoltarvi. Ottobre e novembre sono mesi importanti, mesi delle prevenzioni, questa prevenzione che ancora si fa fatica a far capire a 360 gradi, molti passi in avanti, grazie anche a molte donne che ci hanno messo la faccia e che hanno creato anche delle associazioni importanti. Ma quello che il messaggio che deve passare questa mattina è che c'è un'altra possibilità di vederti bella allo specchio, rivederti bella, rivederti quella che eri prima. Fino a poco tempo fa non si poteva fare, e per la donna perdere i capelli, non avere più il seno è devastante. Sono le cose a cui noi teniamo di più, il seno, un bellissimo seno. Quanti ne hanno fatti? Addirittura sono ragazzine che per il compleanno chiedono di rifarsi il seno. Già qua sarebbe da discutere anche su questo. Però com'è la situazione? Ecco, voi date la possibilità di diventare belle, questa è la verità, ecco, di guardarsi piacevolmente allo specchio. Prego, dottor Montanari. Assolutamente sì, grazie Mirella, è sempre un piacere sentirti. E noi siamo agli sgoccioli appunto di ottobre, che è il mese della prevenzione del tumore al seno. Il tumore al seno, come abbiamo visto anche nel suo servizio, probabilmente è uno dei tumori in assoluto che grazie al progresso tecnologico e scientifico ha visto proprio un cambiamento, essendo il tumore più frequente nella donna, da uno di quei tumori più temuti, essere un tumore che in realtà ce ne sono ovviamente di diversi tipi, di diverse aggressività, però di quelli che, se preso precocemente, può dare una delle prognosi, quindi dei risultati, delle aspettative di vita migliori, sia dal punto di vista oncologico che dal punto di vista ricostruttivo, perché abbiamo visto che grazie alle nuove tecniche ricostruttive abbiamo tutta una gamma di interventi ricostruttivi che possiamo offrire alle pazienti che hanno fatto la mastectomia,
dalle classiche protesi, che sono diciamo, la prima metodica ricostruttiva, che però prevede l'inserimento di un corpo estraneo, quindi che deve essere controllato, che va cambiato nel tempo, fino appunto alle ricostruzioni più moderne, più tecnologiche, come con la microchirurgia, in cui con l'utilizzo di un microscopio andiamo appunto a fare queste ricostruzioni autologhe, quindi utilizzare i tessuti stessi del paziente, che hanno un risultato diciamo, sia migliore dal punto di vista ricostruttivo al tatto, perché sono suoi tessuti, quindi hanno una consistenza e una morbidezza anche al tatto che è quella dei tessuti umani, e poi non devono neanche essere cambiate o controllate in futuro, quindi danno un vantaggio anche proprio pratico oltre che estetico. E ovviamente per il benessere psicologico di questi pazienti è fondamentale, e tanto è stato fatto anche appunto per comunicare, per rendere note queste tecniche ricostruttive, perché i pazienti sanno fin da subito, da quando si dovranno sottoporre a questo intervento demolitivo, quindi per rimuovere il tumore, sanno che verranno messi in contatto con la chirurgia plastica e che avranno appunto una vasta gamma di interventi ricostruttivi personalizzati a cui poter scegliere. Avete sentito, personalizzati. Quello che però dobbiamo anche capire, dottor Montanari, è il rispetto anche del corpo umano, del proprio corpo. Delle volte, ecco, questo rispetto manca per una voglia esagerata di diventare perfetti a tutti i costi. Ecco, sottoponendosi anche a degli interventi dolorosissimi per far diminuire il girovita, ecco, il famoso sedere a mandolino, che a chi è che non piace, è la verità, oppure il seno e il naso. Ci sono delle cose però che dovrebbero essere capite, ed è proprio il rispetto del corpo che forse anche i ragazzi non riescono più a capire quanto importante è il rispetto, e capire se è veramente necessario questo intervento, pur non voler invecchiare mai, questi visi tirati a volte che sembrano delle mummie, queste labbra immense. Cosa dice, dottor Montanari? Il rispetto del corpo fin là posso arrivare, ma dopo quello è. Prego. Assolutamente sì, lei ha colpito un nervo scoperto, un punto molto importante soprattutto della chirurgia estetica, e questa in realtà è una cosa che anche noi in scuola di specialità ci dicono fin da subito, che la cosa importante per un chirurgo, soprattutto per un chirurgo magari estetico, quindi che ha a che fare con pazienti che vogliono in qualche modo vedersi più belle o tornare, diciamo, togliere un po' di anni, è sapere in qualche modo leggere le richieste della paziente, e sapere anche quando dire no, che questa è una cosa molto molto importante, e che a volte può anche essere difficile per un chirurgo, soprattutto magari un chirurgo che lavora come libero professionista e sa che in quel modo perde un paziente, ma perde anche, tra virgolette, scusatemi l'espressione, ma un cliente. Però assolutamente sì, bisogna vedere quali sono i motivi per cui il paziente richiede queste procedure. Bisogna capire se effettivamente le aspettative che ha questo paziente sono credibili, sono praticabili, e bisogna capire se non c'è qualche disturbo anche psicologico sotto, per cui noi spesso, appunto, quando abbiamo il sentore o l'impressione che queste richieste non siano o irrealizzabili o comunque nascondono qualche altro problema sottostante, spesso appunto facciamo affidamento anche a psicologi, e vogliamo appunto che prima di intraprendere questi interventi, che siano o ricostruttivi o estetici, magari ci sia appunto un colloquio con lo psicologo per vedere effettivamente se il problema è quello del fatto che una non si vede come vorrebbe essere, o se c'è qualcos'altro sotto. Anche perché appunto poi si rischia per alcuni pazienti di entrare in questo circolo vizioso di non accontentarsi mai, di avere sempre delle richieste in qualche modo esagerate o irrealizzabili, e quindi finito un intervento ne richiedono subito un altro, e a quel punto è chiaro che c'è un problema. Molto chiaro, grazie dottor Montanari. Abbiamo in linea Tamara da Spresiano. Ciao Tamara.
Ciao Mirella, ascolta Mirella, volevo dirti 3 cose. Uno, intanto oggi volevo fare gli auguri a mia nonna che ti guarda sempre tutte le mattine. E stamattina mi ha chiamato e mi ha detto che ora inizia la Mirella, alla Mirella. Ho detto alle 9:15, 9:10, 9:15. Ah, impisso subito la televisione perché ho bisogno di vederla. Vabbè, oggi è il suo compleanno. Facciamo gli auguri alla nonna di Tamara, allora tanti auguri nonnina da tutti noi. Grazie. Grazie. Un'altra cosa, allora io l'anno scorso ho perso mia cugina in un incidente stradale. È impossibile che tutti questi morti che sono sulle strade non mettono anche la multa a chi non chi attraversa sulle specie pedonali con la bicicletta in mano senza scendere, oppure che è col telefono, oppure che sta guardando il telefonino. Ecco, un'altra cosa, volevo chiedere una cosa al chirurgico plastico. Io sono stata ossessionata da piccola, avevo piacere di farmi la plastica adesso che ho quasi 40 anni. È fattibile fare come intervento o non è fattibile? Grazie Mirella. Cara la nostra Tamara. Allora, prima di rispondere a Tamara andiamo in pubblicità. La mente ricorda ciò che il cuore non dimentica mai. Sono le parole che accompagnano la foto di Davide Lorenzon nel giorno dell'ultimo saluto. Una cerimonia semplice, quella celebrata alla chiesa di Cessalto, composta come era Davide, morto dopo 14 giorni di agonia per i traumi alla testa riportati nel drammatico schianto frontale sulla provinciale Via Argine a Salgareda, tra la sua auto e quella di un 23enne di Oderzo lo scorso 5 ottobre. Il dolore dei genitori, dei familiari e degli amici. In più di 300 per dire addio a Davide, grandissimo appassionato di agricoltura e dei mezzi agricoli, aveva frequentato il Cerletti di Conegliano per inseguire anche tra i banchi la sua passione e i suoi sogni. A ricordarlo Don Luca Martorell. Davide l'avete conosciuto bene. Era un ragazzo mite, gentile. È la parola giusta per descriverlo, gentile. E poi un giovane nel pieno della vita, appassionato del suo lavoro, stimato dagli amici. Ragazzi, tocca a voi ora raccogliere questo testimone dalle sue mani, perché essere gentili non è una debolezza come pensa qualcuno, ma è una qualità che insieme ad altre permette di cambiare in meglio la società. L'appello alla gentilezza con cui Davide, con la sua mitezza, ogni giorno si approcciava agli altri e al suo lavoro, lontano dagli schermi, lontano dai social. Per tutti, in questo momento chiedo, abbiate il coraggio di alzare gli occhi al cielo e le vostre lacrime saranno una preghiera efficace per Davide, per la sua famiglia. All'uscita della Bara Bianca ad accompagnare Davide nel suo ultimo viaggio, l'applauso commosso di amici e parenti a sostenere i genitori distrutti dal dolore. Il gonfalone dell'Istituto Cerletti listato a lutto, con i ragazzi, i suoi amici, a rendergli omaggio liberando nel cielo palloncini bianchi. Pochissimi giorni di distanza, abbiamo visto il 29 ottobre il funerale di Kevin Gentilin, questo era il 25 ottobre a Cessalto, questo 22enne Ciaramella capisce perché dobbiamo unire le forze, perché non si può perdere l'unico figlio adorato, perché non si è investito abbastanza sulla sicurezza. Ecco, chissà, ecco questa sicurezza, questa certezza della pena per queste famiglie che non arriverà mai perché nessuno ridarà loro il loro figlio, i loro figli. Però quello che chiedono, almeno la giustizia, sapere che purtroppo è successo, ma si era fatto l'impossibile per salvare le vite.
problema qua è che si fa pochissimo o quasi niente. Abbiamo per i femminicidi il codice rosso, ma avete visto cosa comporta il codice rosso e il numero di femminicidi che abbiamo. Abbiamo queste strade che non sono sicure, ma questa velocità che tutti quanti, veramente, poi vorrei chiedere anche al dottor Montanari cosa ne pensa, un giovane medico, la fretta, ho fretta, devo correre, anche se sai che quella strada non te lo permette, che non puoi fare sorpassi azzardati. Bisognerebbe anticipare un po' la sveglia, visto le strade che abbiamo, perché tutti corrono come pazzi. Adesso è buio presto, arrivano le nebbie qui da noi, voi meno Ciaramella, ma qui da noi abbiamo delle situazioni delle volte incredibili. Ecco, questa unione di associazione, questa raccolta di firme serve a questo, a dare almeno la possibilità a questi familiari di essere ascoltati, di mettere in atto quello che si ha e si può fare. Prego Ciaramella. Allora, noi come associazione, già detto, lo ripetiamo perché si deve ripetere le cose, si devono ripetere all'infinito. Siamo con voi e con altre associazioni, ma chiediamo l'aiuto maggiormente anche dei cittadini, non solo dei familiari delle vittime della strada, ma anche chi non ha mai avuto a che fare con questa tematica, che noi speriamo che non l'avranno mai a che fare, però per salvare la propria vita e la vita degli altri è importante questa petizione e di farci sentire dappertutto, perché l'Italia è un poco sorda. L'abbiamo anche, l'Europa ha fatto delle leggi, fino al 2030 ci dovevano stare degli obiettivi, però questi obiettivi non possono essere raggiunti se si fa il silenzio totale sulla tematica. Noi il 17 sarà la giornata mondiale per tutte le vittime della strada. Noi per 2 anni siamo andati in piazza San Pietro a prendere la benedizione del Papa. Quest'anno ci hanno rinviato l'invito, però purtroppo un comune di Cesa ci ha invitato a fare direttamente la giornata mondiale, perché c'erano state a settembre delle vittime proprio della strada. Noi siamo onorati che saremo vicino a queste famiglie e saremo in un paese di nuovo della Campania, del nostro Agraversano, per stare vicino a queste famiglie. Però questa giornata mondiale è un deterrente per tutti quanti, è perché capita la giornata dei poveri e la giornata mondiale. In effetti, unendo le forze, perché noi siamo poveri, perché non abbiamo più la parte del cuore, a questo punto qua preghiamo il Papa che intervenga come fa con tutti per quando riguarda le tragedie che succedono sul territorio per la guerra. Ma io faccio una domanda in generale: se questa delle vittime della strada non è guerra, mi sanno spiegare che cos'è? Per noi è una mattanza sulle strade. È facile dare colpa a chi muore perché non si può difendere, ma noi non vogliamo dire queste cose, noi vogliamo soltanto che non muoiano persone. Abbiamo fatto vedere dei filmati, noi come associazione abbiamo fatto questo libro e noi partiamo dai 15 massimo ai 30 anni di persone che muoiono sulla strada, poi si lamentano che non si fanno figli in Italia. Ma se li ammazziamo sulle strade queste persone, come fanno a fare i figli? È quello che ci chiediamo noi. Lo Stato dice una cosa, però poi ne fa un altro. La Chiesa ripete che dobbiamo essere vicino a tutti e poi vicino alle vittime della strada si ricordano solo della giornata mondiale. La giornata mondiale è tutti i giorni, perché la guerra è tutti i giorni sulle strade e noi parleremo e saremo sempre in difesa, finché lo potremo fare, in difesa di quelle persone che non hanno più diritto di parlare, perché purtroppo col rito abbreviato, col patteggiamento, nessuno sente l'odore del carcere, massimo agli arresti domiciliari. Ma gli arresti domiciliari in effetti a cosa valgono? A tenere delle persone chiuse in casa. Poi abbiamo sentito dai femminicidi, i braccialetti a volte non funzionano, perciò noi li stiamo invitando a fare delle cose inutili, perciò approfondiamo più indagini, più sicurezza stradale e deterrente per fare, come dice lei,
in effetti di fare il possibile di salvare le vite umane tramite iceberg. Poi queste macchine che vanno a 300 all'ora, fanno a 300 all'ora, ma se il codice della strada massimo va a 130 sulle autostrade, a questo punto qua invitiamo le persone a fare più del normale, forse perché dopo correvano, stavano a 200, 280, non hanno rispettato il codice della strada e purtroppo loro sono quelli che in effetti hanno torto. Allora è un deterrente per gli altri, non per chi guida, è per dare colpa purtroppo al morto. Grazie veramente a Biagio Ciaramella per queste parole che ha detto, e tutti quanti dovremmo riflettere, soprattutto chi di dovere. Allora andiamo a vedere invece questo servizio, andiamo a Treviso, matricole, corso di medicina, andiamo a vedere. Adesso parte subito. Abbiamo superato i 2000 studenti, sono circa 400 di medicina e chirurgia e 1300 delle professioni sanitarie. Saturati i posti disponibili al corso di infermieristica, dal 2023 erano passati da 100 a 200 e per il secondo anno di fila Treviso arriva alla quota massima prevista di iscritti. Un trend importante sia dal punto di vista degli investimenti nella città sia per il reparto sanitario. Questo ci fa ben sperare anche per il futuro, anche se continuo a dire la crisi vocazionale esiste e soprattutto esiste la crisi demografica, perché fra qualche anno nascono meno bambini e quindi di conseguenza avremo anche meno persone che faranno la professione di cura. Credo che sia importante guardarci anche all'estero e capire se noi riusciamo ad essere attrattivi. Sono quasi 7.000 in tutto il Veneto i medici infermieri mancanti sia nei reparti che nel comparto di assistenza sociosanitaria. Numeri, fa sapere la Regione, destinati ad aumentare. Tra 4-5 anni infatti si prevede un'importante fuoriuscita di personale giunto all'età pensionabile. Prospettive che preoccupano non poco e che stanno spingendo Regione, azienda sanitaria e amministrazione comunale di Treviso ad agire in sinergia per fare in modo che le professioni sanitarie tornino ad essere attrattive. Tutto quello sul quale stiamo lavorando come territorio però sono i servizi accessori, inteso come aule studio, come mensa, come studentati futuri. Avere alloggi da poter dare agli studenti a prezzi calmierati, in modo tale che questo favorisce ovviamente anche il benessere lavorativo, perché tanti studenti potrebbero sceglierci, ma la difficoltà è trovare anche a Treviso purtroppo appartamenti che abbiano prezzi adeguati per chi studia. Treviso è la seconda sede medica di tutta l'Università di Padova, quindi oltre a darci soddisfazioni come impatto, come numeri, è importante perché è un modello che stiamo cercando di ripercorrere anche in altre sedi. Allora sentiamo come commenta questi numeri, visto che i numeri sono importanti, il dottor Alvise Montanari, di questi studenti che si sono iscritti e stanno facendo un percorso molto importante, poi ci saranno le specializzazioni. Prego, dottor Montanari. Assolutamente. Beh, questa devo dire è una buona notizia, sentire che comunque i giovani hanno ancora voglia di intraprendere percorsi che sono lunghi e anche abbastanza complicati, anche difficili se vogliamo, come medicina o come infermieristica, è sicuramente una bella notizia, perché è un grande investimento sul futuro, anche perché tutti noi prima o poi, purtroppo, chi prima chi dopo, ma avremo bisogno sia di un medico che di un infermiere. Quello secondo me su cui vorrei fare un po' un discrimine in realtà è questa, diciamo, carenza di medici che viene costantemente riportata dai media, dalle varie testate, su cui bisogna fare un po' un discrimine, nel senso che in realtà come medici formati in Italia non è che sui numeri dei medici ci sia un'effettiva crisi o che ce ne siano pochi. Se noi andiamo a vedere i medici, diciamo, pro capite per la popolazione, in realtà siamo tra quelli in Europa che hanno il più alto rapporto medici-popolazione. Il problema è che effettivamente mancano i medici nel settore pubblico e soprattutto in quei settori che sono visti come meno ambiti, come meno, diciamo, convenienti per il medico, che possono essere
appunto alcuni reparti ospedalieri come la chirurgia generale, come il settore delle emergenze, dell'urgenza, dei pronti soccorsi, e che poi infatti questo si vede anche nella scelta delle scuole di specialità, che ci sono alcune specialità che effettivamente rimangono vuote, rimangono con posti vacanti, e questo si crea dei problemi poi all'interno delle strutture ospedaliere, perché anche i concorsi che vengono banditi vanno poi deserti. E questo perché questi medici, a fronte di un gravoso impegno, a costo anche di dei rischi personali, perché vediamo ormai quotidianamente, purtroppo tutti i giorni nei giornali, episodi di aggressione al personale medico, soprattutto nei pronti soccorsi, nel reparto di emergenza-urgenza. A fronte di questo appunto ci sono bassi stipendi, tra i più bassi in Europa, e comunque condizioni lavorative che assolutamente non invogliano questi professionisti, che quindi cercano altro impiego generalmente in ambito privato o privato convenzionato. Per quello che riguarda gli infermieri, anche quella è veramente un'ottima notizia, vedere che a Treviso il corso di laurea è andato pieno, perché effettivamente lì sì, come infermieri c'è un'effettiva carenza, perché sembra che appunto sempre meno persone vogliono intraprendere questa professione, che effettivamente è una professione che può essere faticosa e a quanto pare sta diventando sempre meno ambita, tanto che vediamo anche negli ultimi giorni queste notizie che adesso forse vogliono andare a prendere gli infermieri in India o comunque all'estero, e che questo è un fallimento insomma per tutto l'ambito sia ospedaliero che nell'ambito universitario e formativo. Più chiaro di così non poteva essere il dottor Alvise Montanari, come ha commentato anche questi numeri, e abbiamo capito non è il problema del medico in generale, ci sono certe categorie purtroppo che hanno questo deficit, ma speriamo che qualcuno capisca e che migliori la situazione. Perciò io ringrazio tantissimo il dottor Alvise Montanari, specializzando in chirurgia plastica, di essere stato con noi. Grazie veramente, dottor Montanari. Grazie a lei. Grazie. Saluto anche Biagio Ciaramella, portavoce di tante associazioni, Mamme Coraggio, Famiglie Unitarie, Italiane Familiari Vittime della Strada e altro. Perciò ci sentiremo presto, Ciaramella, per portare avanti questa importante raccolta firme, non solo a livello nazionale ma poi anche a livello europeo, per tutta la comunità. Perciò io penso, sentire questi familiari che si rimboccano le maniche per fare questo e coinvolgere la comunità, penso che qualcuno faccia fatica a dire di no, però non si sa mai, in politica mai dire mai, vero Ciaramella? Come ci saluta Ciaramella? Allora, prima di tutto la devo ringraziare per le tante voci che dà a tutte le vittime della strada con i nostri interventi, però la cosa importantissima è quello che lei sta facendo, questa raccolta, e al più presto vorremmo tutti i documenti così da poter farle firmare a chi ci segue sui social. Però la cosa importante è allargare quando più è possibile la rete, per vedere quando più è possibile di far firmare a tante persone, unirci nell'unica battaglia e chiedere voce a chi non c'ha voce, tutte le vittime della strada. Grazie. Grazie anche a Biagio Ciaramella. Pubblicità. Siamo con altri graditissimi ospiti, abbiamo in presenza Sergio Leonardi, presidente AIL, Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mielome. Grazie di essere presidente Leonardi qui con noi. Saluto anche da Pavia la professoressa Maria Assunta Zanetti, docente di psicologia per lo sviluppo ed educazione all'Università di Pavia. Grazie anche a lei professoressa di essere qui. Allora io partirei proprio con lei professoressa, perché io sono partita con questa trasmissione questa mattina parlando delle vittime sulla strada, di questi incidenti stradali, di questi genitori distrutti, magari figli unici, anche l'ultimo proprio l'altro giorno, e non solo, ma soprattutto a livello psicologico,
questo devastante lutto che, se le famiglie poi non vengono accompagnate, è una cosa veramente incredibile. E soprattutto questi giovani che forse devono avere più rispetto anche per la vita. Ecco, troppe sfide, anche giocano molte volte con la parola morte, questa asticella che si alza sempre di più ai danni poi non solo di loro ma di tutta la comunità. Cosa sta succedendo a certi giovani, non a tutti, perché io, professoressa, dico invece che abbiamo un mondo meraviglioso di giovani bravi, di giovani creativi, volenterosi, che si battono anche per la comunità, per l'ambiente. Eppure il messaggio che sta passando è un messaggio devastante, ecco, e questo non può andare. Prego, professoressa Zanetti. Innanzitutto buongiorno a tutte e a tutti, ma sicuramente questo è un tema che impatta molto sulla responsabilità che abbiamo tutti nell'accompagnare i nostri bambine, che poi diventeranno i giovani, ad avere anche la consapevolezza del limite. La consapevolezza del limite che spesso appunto non viene appunto data. Questi ragazzi e ragazze sono esposti, come diceva lei, a tutta una serie di sfide, spesso sfide che vengono agite nell'ambito appunto della rete, un contesto dove apparentemente non si incorre, apparentemente devo dire, verso degli esiti infausti, per poi non avere appunto la consapevolezza nel contesto reale che alcune azioni possono portare poi a degli esiti così appunto di sofferenza. C'è poi un altro aspetto, no, sul quale secondo me bisognerebbe oggi insistere, oltre a questa non educare i ragazzi al limite, anche a una dimensione dove c'è questa onnipotenza che talvolta viene un po' anche enfatizzata, agita. Sono tutti bambini eccezionali, sono tutti ragazzi eccezionali. Beh sì, certo, per ciascuno di noi i nostri figli sono eccezionali, tuttavia dobbiamo un punto anche tenere in considerazione come ci sia sempre una responsabilità nelle proprie azioni che potrebbe appunto minacciare la sicurezza non solo individuale ma anche degli altri, perché spesso questi fenomeni di incidenti stradali di cui dice lei, sempre più frequenti, ahimè, vedono coinvolte diversi bambine, ragazzi, o meglio ragazzi e ragazze giovani con proprio l'euforia della giovinezza, che ben venga, con anche l'ottimismo della giovinezza, dell'essere questo desiderio appunto di sfidare i limiti, di sentire un corpo che diventa un corpo di cui comincia a diventare padrone, però un corpo che però ti chiede anche di avere delle accortezze. Professoressa, quello che è successo questi giorni, questa ragazzina, che adesso ci sarà un processo in corso, vedremo, ecco, non si sa se è caduta, qualcuno dice che ha visto il ragazzo che veramente la buttava, gli stringeva le mani perché lei perdesse l'equilibrio e cadesse, però questa ragazzina che veniva picchiata, ci sono le foto, ci sono le immagini. Non le sembra che forse dobbiamo un po' di più controllare, ma senza essere ossessivi o invadenti, un po' queste fragilità? Si può lasciare che una ragazzina di 13 anni possa fare tutto quello che si può fare? Avere il fidanzatino, ecco, già fidanzatino, e già questo la dice lunga. Trucchi e parrucche non ne parliamo, delle volte io le vedo sembrano diciottenni, ventenni, hanno 12, 13, 14 anni, perché l'immagine di questi influencer anche è devastante a mio avviso. Non le sembra che forse più di qualcuno si sta girando da un'altra parte? Vedo ma non voglio vedere, sento ma non voglio ascoltare, non mi metto in mezzo perché in Veneto diciamo, professoressa, mi non vo combatte a chi si arrangia, e questo fa sì che poi diventano drammi queste situazioni. Quel signore che ha detto che aveva visto Filippo Turetta che sentiva queste grida di aiuto, ma non ho avuto il coraggio di scendere.
Io penso che fosse stata una donna, forse avrebbe avuto più coraggio di scendere, lo dico perché ci credo e questo fa molto pensare, vedo ma non vedo, ma chiamo le forze dell'ordine e ho la coscienza tranquilla. No, non può funzionare così, non ci si può sempre girare da un'altra parte, vanno protette, sono fragilità, sono bambini, sono fragili, stanno crescendo, il rispetto del corpo umano, della sessualità, guai parlarne a scuola, guai parlarne in casa e il corpo diventa un oggetto a piacimento. Vendo il mio corpo per prendermi le scarpe, sia ragazzo che ragazza, perché ormai funziona così. Ecco, questa discoteca, volevo parlarne con lei, professoressa, che aveva deciso di dividere un po' le sale per fare dove c'erano i minorenni, dove i maggiorenni, una coppia si è scandalizzati, io devo entrare in questa sala perché ho pagato il biglietto e io devo entrare dappertutto. E io invece ho detto che in queste sale vanno i lupi manari che cercano di adescare. Adescano, poi aspettano fuori, ma intanto nella sala adescano. E forse questo titolare che poi ha fatto passi indietro, per è successo il finimondo, ha dovuto ricredere perché per carità, ma scherziamo, dividere i ragazzini dagli adulti non si può, bisogna fare tutto assieme, senza pensare che ci sono i lupi manari. Io ci vado in queste situazioni, professoressa, e li vedo, sono là, che stanno cercando di soddisfare i loro appetiti adescando. Prego, professoressa, cosa ne pensa? Lei ha toccato un tema molto centrale che è quello dell'adultizzazione precoce. Il fatto appunto per dire questa ragazzina, riprendo dalla ragazzina di 13 anni di Piacenza, che già aveva manifestato dei comportamenti molto adulti, no? Per cui addirittura abbiamo letto, sentito che lei si era già rivolta ai servizi sociali dove aveva denunciato queste vessazioni, queste aggressioni appunto da parte di questo ragazzino coetaneo, per cui a 13 anni forse avere già una vita di coppia così strutturata e già però così, devo dire, compromessa, forse non è dell'età, non è fisiologico, diciamo, così come anche tutti gli altri comportamenti di cui lei sta dicendo, questa adultizzazione precoce, queste anche avere sempre spostato più in là il limite per cui bambini, bambine, ragazzini, giovani arrivano appunto a precorrere delle tappe dello sviluppo e a entrare all'interno appunto di situazioni quali quelli appunto di adulti che arrivano a poi diventare appunto, come lei diceva, dei possibili appunto aggressori, possibili appunto anche ammaliatori, perché poi altro aspetto importante è una società del parire, no? Lo diciamo, è una società dove conta di più il tipo di stivale che hai piuttosto che il raggiungimento di un obiettivo di apprendimento piuttosto che di un'attività di impegno con gli altri. Ecco, per cui c'è tutto questo, devo dire, spinto da una società che forse, come diceva lei, si chiude gli occhi. Si chiude gli occhi perché c'è una mercificazione del corpo, c'è una mercificazione diciamo dei sentimenti, anche in questo caso, perché in molti di questi comportamenti soprattutto nei confronti del corpo delle donne è proprio quello del possesso, no? Del possesso è mio, e questo si parla tanto di una società patriarcale che non dovrebbe più esserci, no? Nel nostro contesto, eppure sono espressioni che vengono usate da ragazzi di 12, 13, 14, 15 anni, parlano proprio del possesso. Lei faceva riferimento al caso di Turetta. Io in questi giorni sono rimasta molto colpita dalla sua testimonianza, dove lui in modo molto lucido ha detto appunto, ha espresso qual era il suo bisogno di controllo su questa ragazza. E soprattutto io non ha mai pronunciato il nome di Giulia. Certo, lui il controllo. Certo, questo proprio, e c'è una difficoltà oggi a uscire dalla dimensione autocentrata.
tutte queste aspetti. Professoressa, la interrompo un secondo, se no mi cade la linea del centralino, purtroppo devo fare così, ma poi riprendiamo. Abbiamo Gabriella da Mogliano, vai Gabriella. Buongiorno e grazie di tutto, che lei la parla molto bene, nel senso la gioventù di adesso ha troppo, noi una volta eravamo più poveri e avevamo più rispetto dell'altrui, invece loro adesso sembrano di essere padroni del mondo. Invece sono degli ignoranti, che più ignoranti non ce n'è, perché bisogna avere rispetto degli altri, anche rispetto dell'anziano. Io venivo dall'estero che avevo 20 anni e mi dicevano arriva la scienza, perché? Perché gli davano spazio, invece non avevano rispetto né delle donne che aspettavano, né degli anziani, né niente, 30 anni fa, figurarsi adesso. Grazie, abbiamo sentito anche la riflessione di Gabriella. Gabriella, devo correre, grazie della telefonata. Ha sentito che verbi ha usato Gabriella? Hanno, cioè mette dentro tutti, no? Bisogna fare delle distinzioni, perché se continuiamo a passare messaggi veramente e sentire anche da quello che si vede anche nei telegiornali, si legge nei giornali, questo diventa devastante. No, non sono tutti così, ci sono questi ragazzi e noi dobbiamo lavorare su questi, non lavorare sui bravi, perché mi dicono ma bisogna lavorare su questi, perché sono anche pochi, però hanno una visibilità che è incredibile, i social non ne parliamo, e invece i buoni esempi, i belli esempi, che ne abbiamo tantissimi, non fanno audience, questa è la verità. Professoressa, prego. Sì, c'è questo, come dicevo, questo rischio di questa adultizzazione in cui li esponiamo senza averli preparati, ecco, questo a attraversare dei mondi, delle realtà di cui non hanno gli strumenti, per cui li mettiamo in un'arena, diciamo, molto pericolosa, un'arena molto pericolosa dove però gli adulti che dovrebbero presidiare talvolta adottano tutte quelle, diciamo, comportamenti che sono appunto di minimizzazione, comportamenti che attribuiscono a questi episodi che esitano poi anche in situazioni devastanti, quasi se fosse una responsabilità solo della persona. No, è una responsabilità collettiva, l'abbiamo costruito noi questo contesto fortemente, devo dire, aggressivo, dove ad esempio viene legittimata la violenza verbale, la violenza psicologica. Vediamo come lei faceva riferimento appunto ai social, al mondo della rete. Sappiamo come i social, il mondo della rete, spesso è un mondo anomico, senza regole, dove tutto è possibile, e tutto è possibile proprio perché non c'è un controllo, non c'è una autorevolezza degli adulti, e non un'autorità, un'autorevolezza. Che è diverso. Certo, passa proprio anche attraverso la dimensione del porsi come esempio e essere empatici. Un'altra cosa sulla quale devo dire gli episodi di questi ultimi mesi mi hanno così fatto capire come siamo di fronte a una diciamo anestesia etica, di fronte a tutta una serie, diciamo, di situazioni che sono situazioni emotivamente molto coinvolgenti. Mettiamo un po' in stand-by la nostra dimensione etica, la nostra dimensione morale, e pensiamo sempre che sia una cosa che non interessa a me, interessa agli altri. No, potrebbe coinvolgere tutti se non ci mettiamo nella condizione di essere ciascuno responsabile e corresponsabile dei propri comportamenti, e ad avere consapevolezza di come il nostro sguardo, il nostro comportamento, il nostro like possa diventare anche un oggetto di aggressione.
o di Grazie squalifica. professoressa, molto, molto chiara professoressa Zanetti, e la ringrazio anche per il messaggio che sta cercando di dare. Ascoltate bene, perché tutti quanti dobbiamo proteggere le fragilità mettendo la famosa goccia. Si può fare, una volta si faceva nei cortili, si faceva negli oratori, si faceva anche all'interno della scuola. Forse anche qua, professoressa, dobbiamo riflettere. Ecco, tanta didattica, ma forse manca anche qualcos'altro. Ecco, Certo. questa è una visione un po' più ampia, forse anche il metodo Montessori insegnava molto, molte ce l'hanno copiato, ma noi ci dimentichiamo sempre delle buone cose, purtroppo. Allora sentiamo invece chi di buone cose ha fatto il percorso della sua vita, questi messaggi importanti per far capire anche con la prevenzione e con l'aiuto dell'accompagnamento. È Sergio Leonardi, presidente AIL, Associazione Italiana contro leucemie, linfomi e mielomi. Allora, spieghiamo intanto, Leonardi, cosa sta facendo l'AIL, soprattutto per far capire l'importanza anche di sapere, di conoscere cosa c'è nel territorio. Prego. Grazie signora Mirella, buongiorno a tutti e grazie per questo spazio. Volevo solo anticipare rispetto a quello che ha detto la professoressa Zanetti una cosa, un'esperienza che si sta facendo a Treviso sulla prevenzione degli incidenti stradali. In alcune autoscuole è stato inserito lo psicologo. Allora, siccome che tutti i ragazzi di 18 anni si fanno la patente, sono state fatte delle esperienze inserendo lo psicologo che aiuti i ragazzi a prendere consapevolezza del rischio che corrono quando sono al volante. Questa può essere una possibilità che va ampliata e diffusa. Per inciso, allora, io rappresento l'AIL di Treviso, della provincia di Treviso, sono presidente da pochi mesi. L'AIL è un'associazione che si occupa di leucemie, linfomi e mielomi, opera su tutto il territorio attraverso 600-700 volontari, 180 gruppi organizzati che operano per Vediamo anche le foto di quella regia, prego. Fondi nelle due campagne, prevalentemente di Natale e Pasqua, e poi abbiamo un contributo che ci viene dal 5 per 1000. Tutto quello che viene raccolto, ecco, e io sottolineo sempre a dire che l'AIL opera sotto l'alto profilo e patrocinio del Presidente della Repubblica per sottolineare la responsabilità che ha nel destinare bene i fondi che vengono raccolti. Allora, i nostri fondi vengono raccolti prevalentemente su più fronti. Innanzitutto riteniamo che sia importante sostenere la ricerca scientifica. Finanziamo dei progetti con l'Università di Padova, con lo IOV di Castelfranco, con l'EST di Mendola, col GIMEMA di Roma, progetti di ricerca soprattutto per individuare nuovi farmaci o farmaci più efficaci o nuove terapie che aiutino ad aumentare la percentuale di guarigione. I dati ci dicono che i bambini guariscono per il 95%, gli adulti sono tra i 60 e il 65%. Ecco, questa per noi non è il raggiungimento è solo una tappa. Vogliamo che i bambini e anche gli adulti possano guarire al 100% da questa malattia. Quindi finanziare la ricerca è fondamentale. I risultati delle ricerche vengono utilizzati in tutto il mondo, quindi poter contribuire a questo ci fa onore. Promuoviamo anche la collaborazione fra i gruppi di ricerca, nel senso che li mettiamo anche insieme con i nostri finanziamenti perché possano confrontarsi e migliorare appunto la loro attività. Un'altra attività che facciamo è assistere i pazienti e le loro famiglie. Ecco, la slide che si sta sviluppando, ecco, rappresenta proprio questo. Quindi noi sosteniamo attraverso la solidarietà i reparti di ematologia con attrezzature, beni che permettono di migliorare la qualità di vita dei pazienti quando sono ricoverati. Finanziamo l'assistenza domiciliare pediatrica, ecco, è un servizio che viene effettuato su tutto il territorio della ULSO 2, quindi in tutta la provincia di Treviso. L'assistenza oncoematologica pediatrica, quindi non solo i bambini affetti da leucemia, linfoma, mieloma, ma anche i tumori solidi, perché giustamente dicono i medici come facciamo a discriminare l'assistenza domiciliare fra bambini leucemici e altri bambini. Quindi tutti i bambini che possano accedere a questo servizio di assistenza domiciliare oncoematologica pediatrica vengono presi in cura da questa equipe che è formata da medici specializzati oncoematologi, da infermieri specializzati, c'è il psicoterapeuta, c'è anche la pet therapy che entra in famiglia, quindi la terapia assistita con gli animali che è assolutamente efficace nel percorso di cura dei bambini. Sosteniamo appunto il supporto psicologico e anche l'assistenza nutrizionale, quindi c'è la consulenza nutrizionale perché nel periodo della malattia leucemica il paziente ha bisogno anche di essere
aiutato ad adeguare la sua alimentazione rispetto ai bisogni che la malattia comporta. Offriamo a Treviso, c'è un punto ristoro nel day hospital dell'ospedale, quindi sono i nostri volontari che tutte le mattine sono presenti non solo nel punto ristoro ma anche nel reparto per offrire un caffè, l'acqua, una parola di conforto, poter prendere il giornale, quindi ai pazienti che sono ricoverati e quindi ecco, dare un contributo per quei pazienti che stanno 6, 7, 8 ore in day hospital per le cure che devono fare, la chemioterapia o altre cure che devono fare o i controlli che devono fare, ecco, poterli assistere in questo percorso. Fermo un attimo Leonardi, perché mi viene spontanea una domanda. Chi sono i volontari e quanti anni hanno? Allora, distinguiamo due tipi di volontari intanto. I volontari che operano nel nostro ospedale sono dei volontari formati, sono guarda caso anche tutte donne. Tutte donne? Sono tutte donne, ma adesso stiamo prevedendo di inserire anche dei maschi, perché forse la maternità si allarga anche nella capacità di accoglienza e di essere così disponibile per assistere in queste occasioni. Sono tutte donne, sono formate perché fanno dei percorsi di formazione, devono rapportarsi con il paziente e con il personale dell'ospedale in modo adeguato, devono sapere quali sono anche i propri limiti. Non devono Quanti anni hanno? Oltre. Beh, l'età adesso va diciamo tra i 40 e i 60-65 anni. Fermo qua. Allora, perché Mirella ha fatto questa domanda? Perché Mirella fa a questa Leonardi? domanda provocatoria? Perché? Perché mancano i volontari giovani, professoressa. Non li abbiamo. Pochissimi. Quelli che ci sono hanno le idee molto chiare, vanno nell'ambiente, molto negli animali, li troviamo là. Hanno dei numeri anche importanti, oppure addirittura sono in mondi lontani. Penso al Una mano per un sorriso, che opera nella più grande discarica che c'è in Africa. Penso ai Medici per QAM. Ma come mai non li intrighiamo? Forse siamo noi che non abbiamo capito veramente che forse non si fidano più. Troppo parlare di volontariato, ma cos'è il volontariato? Sono un po' stanchi della lezioncina in classe, siamo così, facciamo questo, alla fine se ne intrighiamo 2 su 30, è già un numero alto. E non può essere l'associazione che è più fortunata ad avere dei numeri e tanti gli altri, compresi gli alpini anche l'altro giorno, è tutto dire, ne hanno meno. Forse non riusciamo a intrigarli abbastanza, forse non riusciamo a capire che loro vogliono essere protagonisti, devono essere ascoltati, non solo ascoltare. Forse diamo troppe lezioni da dietro la cattedra, sono loro che devono sedersi nella cattedra e noi ascoltare cosa vogliono, cosa vorrebbero fare, portarli a toccare con mano il mondo del volontariato che è enorme. Prego professoressa, poi sentiamo Leonardi. Allora, il mondo del volontariato e la dimensione del volontariato è da promuovere sicuramente, perché è un aspetto fondamentale della persona e soprattutto nei nostri giovani dovrebbe essere insegnato a partire dalla scuola. Quei percorsi proprio si chiamano di service learning, sono tutti percorsi che devono essere integrati a livello scolastico, in cui tu devi cominciare a mettere i nostri ragazzi nella condizione, soprattutto pensiamo al nostro contesto italiano, che siamo dalla parte nel mondo, dalla parte giusta, dalla parte fortunata, abbiamo la possibilità appunto di poter frequentare le scuole senza dover appunto vederle appunto come una conquista. Abbiamo perciò la possibilità, diamo tutto per scontato, per cui forse questi ragazzi, quello che si diceva prima, dobbiamo metterli nella condizione di davvero diventare protagonisti, e questo è il ruolo che devono avere, ma protagonisti che devono fare la differenza, e allora come adulti dobbiamo forse non fare un passo indietro, ma un passo di lato. Un passo di lato vuol dire dare
essere il modello, essere l'esempio, perché è troppo davvero il volontariato, che è una risorsa per il nostro paese, non deve essere una estensione di adulti che sono fuoriusciti magari dal contesto del lavoro e hanno la necessità di sentirsi ancora impegnati, perché il rischio appunto che la fuoriuscita del mondo del lavoro metta oggi, con le condizioni di vita che sono migliorate, persone in una condizione appunto di estraniamento e di disorientamento. Per cui cosa faccio? Fino allo scorso anno il 65enne aveva la possibilità appunto di avere una giornata scandita da tutta una serie di impegni, si trova ad avere del tempo libero. Il tempo libero lo devo impiegare in modo positivo, in modo fruttifero. Ben vengano appunto tutte queste associazioni di volontariato, che però anch'io faccio parte di alcune associazioni e mi rendo conto che però lo sguardo è lo sguardo appunto di adulti che spesso sono anche anziani. Invece dobbiamo, e pertanto per intercettare davvero anche i nuovi bisogni, dobbiamo appunto andare verso i giovani. Sentiamo Leonardi che vuole intervenire. Professoressa, prego Leonardi. Sì, la professoressa ha toccato giusto l'argomento dei giovani e AIL ci sta pensando un po', no, ci ha già pensato con un progetto per la scuola. Ecco, infatti. Raggiungeremo con questo progetto, che è un progetto pilota a cui Treviso aderisce, e so che l'AIL di Brescia è una AIL molto attiva. Mi sembra che la professoressa venga da Brescia, vero? Pavia. Ah, Pavia, ecco, Brescia... No, Pavia. Scusi. Ecco, Brescia, conosco meno Pavia, ma Brescia per esempio è una città molto attiva sul piano del protagonismo per AIL. Il progetto di AIL nella scuola raggiungerà tutte le classi terze di un istituto di scuola secondaria di secondo grado con un intervento di peer education, cioè faremo una formazione di 30 ore per dei peer educator individuati, 2 per ogni classe, che poi riporteranno all'interno della classe il contributo che riceveranno dalle 30 ore di formazione, e alla fine dovranno attivamente fare cosa? Dovranno portare 50 nuove persone a donare il sangue, e quindi iscriversi all'AVIS per donare il sangue, e 50 nuovi giovani, perché l'età per i donatori di midollo osseo, di cellule staminali si abbassa, a iscriversi all'ADMO per la donazione del midollo osseo. E lo farà, ecco, non più col prelievo del sangue, ma ti farà col test salivare, che quindi è meno cruento per i giovani, è più facile. Quindi questo progetto, utilizzando le life skill, alcune life skill, permetterà di far lavorare i ragazzi sulla consapevolezza del dono, dell'essere disponibili agli altri, e soprattutto del mettersi in gioco insieme, partecipando attivamente anche alle campagne AIL, quindi saranno presenti in maniera attiva nelle nostre campagne AIL. Questo è un progetto che parte a livello nazionale, ecco, ma Treviso è una delle città pilota che lo farà, e credo che sia una delle uniche AIL dal centro-nord Italia che attiverà questo progetto. Allora Leonardo, io l'ho ascoltata molto attentamente, lei ha detto una cosa che mi ha un po'... perché il sangue, vedere il sangue, magari donare il sangue, è meglio fare il prelievo salivale. Mi sembra che continuiamo a proteggere questi ragazzi in parte, nel senso che guardiamo cosa guardano i ragazzi. Forse loro amano vedere il sangue, basta vedere cosa riescono a vedere. E allora io ho pensato, professoressa, di accompagnare, prima però chiedendo anche l'aiuto a esperti, che sono i primari degli ospedali, che sono i medici, di portarli all'interno degli ospedali. Portarli all'interno degli ospedali dove, accompagnati naturalmente anche con i loro insegnanti, ma poi su queste sale convegno che ci sono all'interno, di spiegare anche cos'è un ospedale, i reparti, cosa sono le sale operatorie, cosa sono le donazioni, come si fanno le donazioni, vedere anche la persona che riceve, però all'interno dell'ospedale. Perché se facciamo tutto a scuola non va bene, a mio avviso. Sono troppo là e tutti là. Un colpo arriva all'AIL, un colpo arriva all'AVIS, ma no, perché non va bene, va benissimo.
Ma noi dobbiamo accompagnarli giornalmente per recuperarli, non è che possiamo fare 10 sedute in un anno, poi a discrezione anche del dirigente se è più o meno sensibile, degli insegnanti, perché è faticoso anche entrare nelle scuole, non è così semplice. Allora io ho chiesto a molti primari a eccellenza, ad esempio anche al professor Cozzi, che per quanto riguarda i trapianti penso che sia una delle eccellenze che abbiamo e non solo, e tutti hanno detto è una buona cosa. È una buona cosa perché a mio avviso solo entrare in un ospedale senti un profumo diverso, professoressa. Non è più il profumo che sentivi prima nella scuola, nella strada. E vedi con i tuoi occhi cos'è la disperazione, cos'è la paura. Vedi tante cose in pochissimo tempo. E sto cercando con i direttori generali di portare avanti, visto che sono supportata da questi primari, da questi direttori, che forse hanno capito che forse a volte bisogna fargli toccare con mano, visto che vogliono emozioni forti, basta vedere cosa riescono a vedere nei social, quasi tutti, non è che ne scarto tantissimi, perché loro vogliono emozioni forti, loro vogliono avere l'adrenalina al massimo. Basta vedere cosa fanno quando guidano, ecco, oppure anche in certi gesti estremi. Cosa ne pensa, professoressa, di questa idea che mi è venuto troppo a scuola, sempre a scuola, invece toccare con mano i vari mondi anche del volontariato all'interno degli ospedali, perché ce ne sono tantissimi. Prego, professoressa. Allora, sicuramente, come già diceva il responsabile appunto dell'AIL, il coinvolgimento della scuola deve essere diretto però alla scuola, perché questo vuol dire innanzitutto dare un significato e una continuità e riconoscere anche il volontariato. Quando io parlavo prima dei service learning, sono proprio dei percorsi in cui sono integrati all'interno del percorso formativo, e quello che lei sta dicendo oggi potrebbe trovare una sistematizzazione attraverso tutti quei percorsi di PCTO, i famosi percorsi di alternanza scuola-lavoro, che devono essere davvero qualificati con delle reali esperienze, che non devono essere fatti all'interno delle lezioni a scuola, ma devono essere fatti proprio con lo spendersi, lo sporcarsi le mani all'interno delle realtà. Così come le 30 ore di cui si parlava prima potrebbero essere di formazione per questi volontari che entreranno nella scuola, potrebbero essere riconosciute dalla scuola nell'ambito delle famose 30 ore di educazione alla cittadinanza, che sono parte integrante di un curriculum. Se noi diamo significato a queste esperienze che vanno poi a valorizzare le competenze, perché oggi il mondo del lavoro chiede una professionalità che non sia solo una professionalità che ha dei contenuti da condividere, ma delle competenze. E le competenze si fanno proprio nel saper, non solo nel sapere o nel saper fare, ma nel saper essere. C'è proprio tutta questa dimensione che deve essere spesa dentro, per cui io penso che l'idea che lei ha avuto e insieme a quella che già Treviso farà potrebbero essere viste in continuità, che non vuol dire che noi sovraesponiamo i ragazzi a situazioni diciamo emotivamente impegnative, ma sicuramente il fatto di entrare in diretto contatto con la sofferenza e non vederla edulcorata, solo presentata in un'aula in classe dove si dice la sofferenza è questa. La sofferenza la vedi stando vicino alla persona, che magari può essere anche un ragazzo come te, perché sappiamo come queste malattie di cui si sta parlando, malattie, tutti i tumori, ma anche soprattutto le malattie del sangue, spesso coinvolgano ragazzi e ragazze che si vedono da un giorno all'altro ripensare la propria progettualità. Per cui diventa secondo me importante far fare un'esperienza diretta a contatto con la sofferenza, che non è una sofferenza che deve essere di pietismo, ma una sofferenza dove io ti accompagno verso una possibile appunto guarigione.
il fatto che ci siano appunto la ricerca vada nella direzione, appunto i dati che ci portava il responsabile appunto sono proprio quelli di dare anche speranza a questi ragazzi, e per cui sapere che nel proprio piccolo ognuno potrà contribuire anche con un'azione di volontariato alla Sono d'accordo anch'io. Sa perché mi è venuta questa idea, professoressa? Non a caso. Ho avuto ospite, siccome io invito in questa trasmissione anche tanti ragazzi, quando veramente la scuola anche me lo permette, anche con i loro insegnanti, e ho avuto un ricercatore di 22 anni che ha scoperto la stella variabile, perciò una cosa importantissima. E sa perché l'ha scoperta? Perché è andato all'osservatorio astronomico e lui ha detto: guarda Mirella, se io l'avessi studiato a scuola oppure fossi andato su Google, io la stella variabile non l'avrei mai scoperta. Questo mondo che si è aperto davanti ai miei occhi è stata una cosa incredibile. Ho toccato con mano quello che io volevo toccare, che non sarei riuscito a farlo a scuola. Là ho capito l'importanza di quello che volevo fare. Capisce da dove mi è venuta quest'idea? Da questo ragazzo, da questo ricercatore di 22 anni che ha detto: ho dovuto andare là, su quel posto, in questo caso l'osservatorio astronomico, per capire qual era la mia passione, cosa volevo sapere, cosa volevo toccare con mano. Leonardi. Ma io credo che i giovani abbiano un po' la negazione della sofferenza e quindi può essere giusto fare un percorso con loro di avvicinamento anche alla sofferenza. E per esempio vediamo laddove c'è un giovane che è malato delle malattie di cui noi ci occupiamo, subito in quella scuola si attivano dei percorsi anche di maggiore conoscenza, di maggior partecipazione, anche di maggior consapevolezza, e questo è importante. Il nostro progetto è un PCTO, come diceva la professoressa, e quindi va in quel senso. Quindi gli avete dato subito una stabilizzazione. Sì, è collocato proprio in quel senso, visto che i ragazzi devono fare questo percorso, e quindi ecco. Alcuni saranno PCTO, altri saranno l'educazione alla cittadinanza, l'educazione alla salute, l'educazione civica, poi ogni scuola li inserisce un po' come vuole. Vuol dire questo che c'è una responsabilità collettiva, capisce? Certo, questo è fondamentale. E, ecco, noi crediamo che questo sia un modo per avvicinare i giovani alla sofferenza, ma anche al dono. Io che da 50 anni ormai collaboro con l'Avis per la raccolta del sangue, perché vado a fare anche la raccolta delle donazioni, però i giovani non è che non sono sensibili. Io vedo una partecipazione al dono del sangue di molti giovani, laddove in quelle Avis dove la parte dirigente è formata da giovani riescono a essere anche più credibili, ad avvicinare anche altri giovani. Quindi bisogna anche che noi adulti deleghiamo un po' la responsabilità dirigenziale o comunque di organizzazione delle nostre attività di volontariato ai giovani, che crediamo nella loro capacità di catturare il pensiero dei giovani, che quindi li avviciniamo di più al volontariato, quindi è un po' anche la nostra responsabilità questo. In effetti è questo quello che io mi domando, perché è inutile che siamo, Leonardi, lo dico anche alla professoressa, 7.500 associazioni di volontariato, se poi a causa della privacy, perché i servizi sociali non ti danno il nome e il cognome della persona che ha bisogno dell'aiuto, troviamo l'anziano morto in casa, il ragazzino che si suicida, o questa ragazzina che aveva denunciato il fatto ai servizi sociali e nessuno si era mosso, nonostante Turetta, e non solo Turetta, abbia segnato un percorso molto, molto particolare. Capisce, professoressa, che non c'è ancora l'ascolto nonostante le prove tangibili. Questo è un ragazzo, questa donna che si rivolge alle forze dell'ordine, ma il codice rosso non funziona. Abbiamo ancora l'uomo che viene portato via, la donna che viene portata via dalla casa dopo essere massacrata. Lei deve andare via e non l'uomo. Capite che siamo indietro ancora tanto. La donna deve rimanere a casa sua con i propri figli, è l'uomo che deve essere portato in una struttura, professoressa. Ma stiamo scherzando? Ancora
ancora più vittima. Pensate che traumi per i ragazzini, cambiare tutto. Io lo so perché ne ho seguito uno, scappava da questa comunità, tornava a casa, lo trovavamo nei gradini di casa, professoressa, non voleva saperne, lui voleva la sua casa. Capite che non ci siamo proprio. I bambini, i ragazzi che non vengono ascoltati dai giudici, ma vale la relazione dei servizi sociali. Ma non è possibile, professoressa, che ci sia tutto questo silenzio nelle fragilità. I diversamente agili, come li chiamo io, che li chiamano ancora disabili. Abbiamo ancora le Paralimpiadi, nonostante quello che hanno dimostrato. Non ci siamo, professoressa, e loro lo sentono e si chiudono sempre più a riccio e sono sempre più lontani. Prego, professoressa. Sì, no, questo che lei sta dicendo è sicuramente un aspetto appunto importante, cioè il fatto che talvolta ci siano tutta una serie di fenomeni che sono quelli che sono chiamati di vittimizzazione secondaria, quando tu non hai preso in carico la situazione, e soprattutto c'è anche ancora un'attribuzione di responsabilità, in questi casi che lei sta dicendo, quasi alle vittime. La tutela, appunto il codice rosso, che avrebbe dovuto attivare appunto dei percorsi di maggiore tutela, sappiamo ancora che fa un po' fatica. Questi tutti i reati spia che potrebbero diventare degli indicatori, talvolta, come diceva lei prima, vabbè, l'ho sentito, ho sentito delle urla, però me ne sono stato all'interno appunto del mio comfort zone, o ho solo fatto una telefonata, non sono intervenuto. Ecco, spesso c'è questa mancanza di azione, mancanza di agire in difesa di. Siamo tutti capaci a poi stracciarci le vesti davanti appunto a questi fenomeni che la cronaca ci porta, ma cosa facciamo noi? Quante volte quello che manca è ad esempio un'attenzione ascoltata alla persona, alle sofferenze. Quante volte anche nei nostri contesti familiari preferiamo appunto avere delle relazioni molto più superficiali piuttosto che relazioni profonde a livello familiare, a livello di vicinato. Ecco, un'altra cosa che è venuta a mancare in questi anni, soprattutto questi fenomeni di violenze che sono perpetrate per lo più nei confronti appunto delle donne e indirettamente anche dei loro figli, sono dovuti al fatto proprio che è venuta meno un aspetto di solidarietà sociale, no? La vicinanza e la prossimità sono viste appunto come qualcosa di ingerenza. No, dobbiamo invece considerare che il mio vicino è comunque, sul mio vicino anch'io ho delle responsabilità. Sì, però non abbiamo più questa voglia di vicinato, perché ce l'hanno tolta. Certo. Una volta c'erano i cortili, una volta, come ho detto prima, c'erano gli oratori per i ragazzi, c'erano dei punti dove questi si trovavano. Io invece vedo da parte delle amministrazioni che hanno veramente tutte, hanno avuto e hanno in dotazione dei complessi importantissimi, per non parlare anche di ville venete, sono andate in degrado, mentre magari queste strutture erano state lasciate per il sociale e nessuno ha pensato al sociale. Mancano le residenze per anziani, mancano tutto, ma non le fanno perché costa troppo, però dove vogliono i soldi li trovano. I ragazzi sentono queste cose, le sentono, le vive, non trovano un appartamento in affitto anche se vogliono studiare, e dove? Però non li mettiamo assieme con i diversamente giovani. No, perché il giovane fa paura, no, non posso mica metterlo in una casa o un appartamento di un anziano che magari avrebbe anche piacere. Abbiamo diviso, professoressa, li abbiamo divisi il male dal bene, l'uomo dalla donna, non parliamo più di persone, parliamo sempre al maschile o al femminile, questo fa male, dobbiamo parlare di persone, se no non riusciremo mai a entrare con questi ragazzi. Loro si toccano quando si trovano, la prima cosa è il tatto, si abbracciano, non dicono neppure ciao, si toccano, si abbracciano, sono sensibili alle fragilità se tu gliela fai toccare, ma
ma sono lontani. Se tu chiedi ai ragazzi, a casa lo sanno, perché lo dico sempre, professoressa, a un presidente di una consulta giovanile ho detto: cosa sono i CEOD? Non mi ha risposto, non lo sapeva. Ma non sapeva neppure un professore che era là che li accompagnava, professoressa. Ma di cosa stiamo parlando? Di cosa stiamo parlando? Leonardi? Ma è una cultura che va coltivata, questa della solidarietà, dell'appartenenza a una comunità. Ecco, la comunità educante la chiamano a volte, no? Dove tutte le persone che fanno parte di quella comunità, i soggetti anche più forti di quella comunità, devono essere parte attiva nell'educare la propria comunità e quindi prepararci a formare i giovani in modo che siano dei giovani consapevoli, abituati anche a prendersi le proprie responsabilità, a vivere la sofferenza come una parte della nostra vita, ma essere accoglienti anche verso chi la sofferenza la prova. Insomma, questo è un percorso che riguarda un po' tutti noi, col nostro ruolo, con tutte le nostre possibilità di coltivare questa capacità. E per il resto sapete che noi siamo bersagliati anche dalle forme di comunicazione diversa che sono i social a cui i ragazzi appartengono, che sicuramente non aiuta, ecco, a formare i giovani verso un percorso di vita civile, conviviale, responsabile e Leonardi, anche di non capacità. è che noi proibiamo il social, perché il social è inutile, è il loro mondo, cioè è inutile che parliamo. Questo gli abbiamo dato e questo con questo dobbiamo collaborare. Ma è un uso estremo che loro ne fanno oltre di a questo noi social. dobbiamo dare delle alternative. Non hai solo il social, hai anche questo, ma se non lo facciamo toccare con mano e non li intrighiamo, loro saranno solo social e si chiuderanno sempre di più. Professoressa? Sì, no, questo ha ragione, infatti anche questa possibilità di creare degli scambi generazionali, quello che stava dicendo, appunto abbiamo creato delle separazioni tra adulti e anziani o giovani, ecco, per dire proprio questo è un progetto della Regione Lombardia di cui ha aderito l'Università di Pavia e io faccio parte di questo progetto. Abbiamo proprio lanciato una campagna di co-housing, una campagna dove abbiamo messo a disposizione dei contributi per favorire proprio lo scambio generazionale attraverso uno scambio di alleanze dove gli anziani si candidano, gli anziani nella nostra città, nella nostra provincia, si candidano per ospitare dei giovani universitari, per cui contenere così le spese, però il giovane universitario deve cercare appunto di contribuire, ad esempio, a far emergere tutta quella solitudine, quella mancanza talvolta di socializzazione che i nostri anziani hanno, organizzando degli interventi che verranno coordinati tra l'università e tutte appunto le associazioni. È stata fortunata perché qualcuno vi ha ascoltato. Qui a Treviso si è provato a fare anche questo in una villa meravigliosa, ma non solo hanno chiuso la villa, hanno diviso anche tutto quello che era nato attorno a questa villa. Capisce? Ecco, capisce che ancora non ci siamo proprio, non vogliono ascoltare, professoressa, è qua il problema, non vogliono ascoltare, non che non abbiamo le possibilità. Abbiamo Silvana da Belluno, vai Silvana. Niente, è caduto alla linea, vediamo se la riprendiamo. Allora, Leonardi come ci saluta? Vediamo se riprendiamo Silvana. Allora, io vi saluto dicendo che a Treviso è partito da febbraio il centro trapianti di midollo osseo, autologo e allogenico. Coprirà il territorio di Treviso e Belluno, ma possono arrivare anche pazienti da altre città o da altre regioni, e AIL in questo senso sarà impegnata fortemente a trovare degli alloggi per i familiari che arrivano a Treviso per il trapianto, perché il ricovero per trapianto ha un tempo di durata da 1 a 3 mesi e poi c'è la riabilitazione, ma insomma di solito la riabilitazione se la fanno proprio nel proprio territorio. Quindi noi vorremmo quanto prima trovare 3 alloggi a Treviso
per sostenere e accogliere le famiglie delle persone che devono essere operate, in modo che non pesi sulla loro... Visto gli appartamenti sfitti che abbiamo, penso che... Sto cercando di capire sì, dove rivolgersi. Ecco. Sì, no, perché abbiamo dei numeri di appartamenti sfitti che non riusciamo a capire. Anche la paura di affittare, cioè siamo arrivati a quello ormai. Ecco, il messaggio che lancio a chi ci ascolta è che AI sta cercando questi appartamenti possibilmente vicino all'ospedale, in modo da facilitare... Ecco, chi ascolta e ascolti. Naturalmente non è che ce li deve regalare, insomma, noi abbiamo la possibilità con l'aiuto che ci danno i nostri donatori di poter eventualmente contribuire sicuramente. Il 6, 7 e l'8 dicembre ci sarà la campagna Stelle di Natale e quindi invito tutti quelli che ci ascoltano a partecipare a questa campagna e quindi a sostenere l'AIL, che farà del proprio ricavato sicuramente un buon uso, come lo sta facendo sempre. Grazie, prego. Nilla da Vicenza. Silvana, vediamo se riusciamo a ricollegarti. Vai Nilla. Allora, io ho pensato che adesso state parlando forse che nessuno fa niente per queste donne che sono maltrattate. Allora, io da 6 mesi, 7 mesi circa vivo in un'angoscia tremenda. E nessuno fa niente, ma non è che nessuno fa niente. Gli assistenti sociali si stanno consumando pur di aiutarla, come i carabinieri. È il pubblico ministero che non fa un cavolo, non fa niente contro quest'uomo che la sta perseguitando, e lei è mia figlia, che la sta perseguitando. Non fa niente, dice sempre domani, vediamo domani. E non succede niente, ma non è proprio vero che né i carabinieri né gli assistenti sociali non fanno niente, fanno il loro dovere, l'hanno fatto in pieno con tutti i meriti di questo mondo, però da chi è di competenza a mettere dei freni a questo personaggio non fa niente. Chi è la competente di fermare questi personaggi? Bisogna pur dirlo una volta per tutte. Non sono sempre gli assistenti sociali o i carabinieri. Non è tutto vero, perché io sto toccando con mano una situazione tremenda. E i carabinieri continuano a dire: ma è possibile che nessuno faccia niente per questa donna? Nessuno. Ma chi è il competente che deve fare queste cose? C'è una risposta a questo? C'è qualcuno che mi può dare una risposta una volta tanto? Grazie di tutto e buona giornata. Un abbraccio grande, sai Nilla, questa mamma disperata. Sente professoressa, io tutte le mattine sono solo telefonate in diretta, ma anche mail, telefonate nei cellulari di persone che hanno bisogno di aiuto, di supporto. Ecco, Nilla è fortunata perché almeno ha dei servizi sociali, è quello che sta dicendo, ecco, è soddisfatta. Io invece ne ho altri che veramente non si trovano perché non ci sono i numeri, perché sono pochi, perché però le fragilità poi pagano le conseguenze perché non ci sono risposte. Come ci saluta professoressa, perché devo proprio chiudere, prego. Innanzitutto la ringrazio perché lei affronta sempre dei temi che hanno una valenza culturale oltre che, devo dire, etica. Per cui anche questo scambio, questo confronto che lei ci ha offerto è sicuramente insistere su questo. Certo, forse non verranno modificate subito delle realtà, però sicuramente si crea una sensibilità e una attenzione a temi che sono temi appunto di responsabilità pubblica per tutti. Grazie alla professoressa Maria Assunta Zanetti, docente di psicologia per lo sviluppo ed educazione all'Università di Pavia. Grazie a Sergio Leonardi, presidente AIL, Associazione Italiane contro leucemie, linfomi e mielomi. Grazie a voi tutti. Pubblicità. Grazie.
Abbiamo altri graditissimi ospiti, abbiamo in presenza Andrea Rizzo, Presidente Associazione per mio figlio. Grazie Presidente Rizzo di essere qua. Buongiorno. Saluto anche da Volpago del Montello Giancarlo Poloni, Presidente e Fondatore Associazione Grecale. Grazie Poloni, lo vedo anche in compagnia di Gioacchino Merlo, Vicepresidente e Fondatore Associazione Grecale. Grazie di essere qui perché parleremo anche di ambiente e non solo. Però io inizierei proprio da questo Presidente Rizzo, Andrea Rizzo, che sta facendo un lavoro incredibile per dare la possibilità di sperare. E come si fa a sperare? Sognando. Ecco, quello è la prima cosa che si fa, sogno e spero e sogno, ma c'è sempre il sogno. Intanto parte il sogno. Allora, com'è la situazione proprio di questa importante associazione per mio figlio? Chi è, cosa fate, magari per chi non vi conosce? Prego Presidente Rizzo. Certo. Buongiorno, innanzitutto non sono da solo, nel senso che non lo faccio tutto io, anzi l'associazione è, come diciamo, sempre un ponte. I veri attori dell'associazione sono i donatori che permettono di raccogliere fondi per poi essere destinati soprattutto alla pediatria dell'ospedale di Treviso. Un breve excursus su chi siamo e come siamo nati. L'associazione per mio figlio Onlus nasceva 25 anni fa come consorzio di aziende e quindi una cosa già un po' anomala, no? Le aziende che si uniscono dall'intuizione di uno dei fondatori, il Cavaliere Italo Lazzari, che dovendo per necessità familiari girare diverse pediatrie in Italia e anche all'estero, capisce e vede come già 25 anni fa in qualche struttura i privati cominciano ad affiancarsi alla struttura pubblica per riuscire ad aiutare la struttura pubblica a fare determinate cose che normalmente il pubblico non faceva, magari adesso lo fa un po' di più. Per esempio, la prima cosa che abbiamo fatto appunto, l'umanizzazione degli ambienti dove i bambini che sono costretti per motivi di salute a rimanere all'interno delle pediatrie, avere una stanza fredda e avere delle sale comunque asettiche, con pochissime possibilità di relazionarsi o di fare qualsiasi tipo di attività, essere solo ospedalizzati, ovviamente è una cosa che è un problema, ma una volta questa cosa qui non era vista come una cura per il bambino stesso e quindi gli ospedali non potevano investire nel rendere le sale più belle, più luminose, più colorate, con dei pupazzetti, con delle musiche. 25 anni fa l'associazione per mio figlio nasce appunto con quest'idea, umanizziamo la pediatria, con la dottoressa Agostini che progetta proprio l'oasi di pediatria essa stessa, perché dice perché i bambini devono poter giocare, devono avere la possibilità di avere una sala dove si trovino anche con un piccolo libricino, con dei piccoli giochi, a poter interagire tra di loro. Chiariamo che è nata a Treviso questo progetto, perché dobbiamo anche dirlo. Penso che sia il primo in Italia, l'ospedale di Treviso, che ha potuto avere questa sala, questa oasi, come viene chiamata, che è una sala sia coperta, che è una sorta di aula di scuola, anche più bella direi, perché è ancora più diciamo preparata, e poi tutto il bellissimo giardino esterno dove le famiglie e i ragazzini possono eventualmente uscire a prendere una boccata d'aria, a fare dei piccoli giochi come se fossero in un giardino. La prima attività è stata questa sono poi seguite un sacco di ulteriori attività che abbiamo realizzato, come il pronto soccorso pediatrico, come gli psicologi in corsia recentemente con i Covid, che sono stati fondamentali anche per seguire le dinamiche che questo periodo di fatto ha avuto, fino ad arrivare all'ultimo progetto che stiamo concludendo in questi giorni, che è la stanza dei sogni. Cosa sarà questa stanza? Noi siamo anche curiosi, Presidente Rizzo. Abbiamo detto che prima di tutto i progetti partono con i sogni, questo è un bel sogno, nel senso che è sempre inseguire il più possibile la possibilità di non creare dei traumi anche psicologici, non solo traumi dal punto di vista delle malattie, lì sono i medici che devono intervenire e purtroppo noi possiamo fare poco. Noi invece interveniamo sempre su richiesta dei medici, perché noi i progetti che sviluppiamo come associazione sono i progetti che emergono da un comitato scientifico che è formato da tutti i primari di tutte i rami che hanno a che fare con la pediatria, perciò la pediatria, la maternità, la terapia intensiva neonatale. Che sono parecchi poi. Che sono parecchi, quindi si riuniscono tutti e dicono abbiamo appena finito un progetto, cosa potremmo fare che riteniamo necessario per rendere la vita del bambino quando è qui da noi migliore per lui e per i familiari? La stanza dei sogni è il progetto di creare questa stanza
dove il bambino viene sedato in caso abbia necessità di una terapia contro il dolore. Quindi sia i bambini che sono in reparto, sia i bambini che dovessero arrivare dal pronto soccorso pediatrico, che devono essere sedati in maniera importante, oggi come oggi vengono portati in sala operatoria, perciò un ambiente asettico, un ambiente dove i genitori non possono entrare perché deve essere ovviamente sterilizzato, con tutti i macchinari, perché sono macchinari importanti, perché sono macchinari cardiologici, respiratori, monitor, eccetera, che però sono presenti solo in sala operatoria. Noi stiamo replicando con questo progetto tutte le tecnologie che ha la sala operatoria in una stanza dove invece è umanizzata un po' come l'OASI, quindi le sale sono colorate, ci sono queste immagini rincuoranti degli eroi, dei ragazzini e dei bambini alle pareti, c'è un video che proietta determinate cose che servono sempre a fare in modo di distrarre un po' il bambino e farlo entrare in un ambiente più vicino a quello che è consono per lui. E quindi facciamo la sala, la tecnologia, la formazione del personale, perché anche il personale è dedicato per i bambini, perché una cosa è curare un adulto e una cosa è curare un bambino. Le accortezze che servono a livello anche psicologico e anche di rapporto con un bambino sicuramente vengono un po' lasciate stare quando ci si trova davanti ad un adulto. Quindi la stanza dei sogni è in fase di preparazione da parte dell'USL perché deve dare i locali, perché ovviamente noi non costruiamo stanze o strutture fisse. Abbiamo comprato però tutte le tecnologie che stanno arrivando in questi giorni, abbiamo fatto le prime donazioni all'ASL e speriamo che i primi giorni di gennaio, intorno a gennaio, si possa inaugurare questa nuova struttura che serve appunto a rendere il trattamento del dolore più umanizzato nei confronti dei bambini che purtroppo ne hanno bisogno. Allora, a me piacerebbe ritrovare quel servizio che ho fatto tanti anni fa, proprio all'ospedale Canfoncello, dove il direttore, il dottor Benazzi, aveva ospitato, assieme al dottor Gava, dei medici, dei primari del Bambino Gesù di Roma. E il video che loro avevano portato è una cosa, se riesco a ritrovarla ve la rifarò vedere, di un bambino che sta facendo la chemio, che prende per mano questo signore, questa signora, non mi ricordo, che arriva e dice: vieni con me, che ti faccio vedere dove mi operano, vieni! Un bambino allegro. E questo corridoio era coloratissimo, con dei disegni fatti da loro bellissimi. E lui non aveva paura, la paura era forse dall'altra parte. Vieni a vedere dove vivo. E questo mi ha fatto capire che forse qualcuno era arrivato in tempo a capire che forse i bambini vanno ascoltati. Cosa vogliono vedere i bambini? I colori. Questa piccola Giada che saluto, che devo andare assolutamente a trovare, questa bambina che penso di 11 anni, che ha già più di 30 operazioni perché ha il nevo gigante e deve essere operata in continuazione, che dice al primario: guarda, non sbagliare, perché con questo braccio devo colorare quando ho finito. Questa bambina che si alza dal letto con tutti questi aggeggi e gira per il corridoio, perché il bambino non sa cos'è la malattia. Il bambino ha la febbre ma gioca, difficilmente lo trovi triste. Lo vedi triste quando non c'è quello che sta spiegando il presidente io se posso dico che non sempre, vede i colori, che non vede i medici clown. Dimentichiamo che ci sono queste figure meravigliose, sono medici quasi sempre. Quando vedo quando entro e vado a vedere l'Oasi e vado a vedere le condizioni, ci vediamo spesso anche col primario Martellossi, e mi capita spesso di entrare nell'Oasi di pediatria, e ogni volta mi succede questa scena che è bellissima. Abbiamo un bambino che è seduto e sta giocando, arriva un altro bambino da solo con i genitori, magari con una flebo attaccata, eccetera, che è triste, perché comunque arriva da una malattia, arriva anche da un reparto dove giustamente purtroppo bisogna fare delle cure quando uno sta male. Entra in Oasi, vede l'altro bambino, tutti e due si accendono. Riparte il bambino che è in loro, perché torna il sorriso, torna il gioco,
E adesso, dopo diversi anni di questo tipo di approccio, si vede che questo è un approccio che è anche terapia. È per quello che poi anche gli ospedali adesso magari riusciranno a fare investimenti anche direttamente loro senza i privati, perché vedono nero su bianco dagli studi che questo è terapeutico. Gli animali che entrano dentro, nei reparti dove ci sono questi bambini, capite che forse un po' alla volta ci arriviamo. Il nostro bravo regista ha trovato anche le immagini, ecco, guardate, della pediatria. Allora, bellissimo, e bisogna continuare su questa strada, Presidente. Non mollare mai, assolutamente. Adesso conosciamo anche Giancarlo Poloni e Gioacchino Merlo dell'Associazione Grecale. Prego, chi parte? Chi parla per primo? Buongiorno Mirella. Buongiorno carissimi, buongiorno. Anche Gioacchino. Niente, io voglio dire una cosa, intanto complimenti al suo ospite che ha avuto una brillante idea, perché noi immaginiamo sempre cioè questi ospedali, i muri bianchi, grigi, e dare colore dà vita a un bambino, perché abbiamo visto anche noi i nostri laboratori che facciamo come associazione nel territorio, abbiamo visto anche la volta scorsa, siamo stati a una festa e far lavorare i bambini con il colore, dai proprio, si apre un mondo, loro proprio nel disegno, nella pittura, vediamo che trasmettono proprio le loro emozioni, quindi questa idea che ha avuto il suo ospite è stata veramente bella, anche perché mi fa ricordare un film che ho visto ancora tempo fa, Patch Adams, che è un film praticamente che si travestiva da clown e andava dentro sulle sale dove c'erano questi bambini che soffrivano, che avevano bisogno di fare un intervento e tutto, però li facevano ridere, dimenticavano magari per 10 minuti, mezz'ora, un'ora quello che avevano. E quindi ritengo che il colore, la creatività sia una cosa importante che arricchisce proprio, cioè, li fa sentire molto migliore, è una terapia secondo me. Prego, sentiamo anche l'altro ospite. Anche Gioacchino. Sì, stavamo anche discutendo prima, adesso sentendo il suo ospite, che non sarebbe male, noi lavoriamo tanto con i bambini, con i laboratori, eccetera, come ha detto Giancarlo, e stavo anche pensando che potremmo anche pitturare qualche sala dell'ospedale, se c'è la possibilità che ci danno. Noi abbiamo lo chiederò al direttore Benazzi, perché è molto sensibile poi il direttore su queste cose. Oppure dare un aiuto anche, nel senso fare piccolo laboratorio, farli dipingere, fare disegnare questi bambini, insomma, nel limite del possibile. Facciamo anche questi laboratori con l'argilla e vediamo che sono veramente impazziti quando tiriamo fuori l'argilla con le varie attività e tutte le idee possibili e gli animali immaginabili che costruiscono. Che loro possono creare. Bravissimi, ecco, si fa squadra, ecco, quello che ha detto giustamente il Presidente Rizzo è quello che bisogna fare squadra, non dobbiamo fare ognuno il piccolo, no, dobbiamo fare ognuno il grande, perché un po' una goccia di ognuno fa diventare grande. E anche sognare in grande. E sognare in grande questi progetti. Però io sono dell'idea che la cultura è entrata anche negli ospedali, in questi ambienti, noi vediamo quadri, come si diceva prima, questi muri bianchi, grigi, queste sale operatorie, aiuto, faccio il giro più grande, non voglio neanche passare davanti, poi le telecamere sono entrate nelle sale operatorie e non abbiamo più paura, perché sappiamo cosa c'è dietro quella porta, e forse dietro quella porta non c'è più la paura che si aveva prima. Anche questa è cultura, questi quadri appesi, queste foto, cosa dite ragazzi? Sicuramente, come dicevo prima, un bambino si aspetta all'ospedale come una grande cosa, ma anche un adulto, non solo un bambino, come una cosa molto fredda, una cosa, anche gli stessi medici più rigidi. Invece in questi anni veramente è cambiato notevolmente, si sono colorati i muri, anche i medici stessi sono formati nel affrontare i bambini e dialogo con i bambini e prepararli all'intervento che sia in modo più anche da fiaba, raccontargli le storie, nel senso farli sentire sicuri di se stessi. Secondo me è così, insomma. Si potrebbe anche pensare anche per i non giovani, come diceva Mirella prima,
Diversamente magari... giovani li chiamo, diversamente giovani. Esatto, diversamente giovani. E non sarebbe male anche se loro hanno qualche quadretto che magari gli ricordano qualche infanzia con qualche dipinto di una volta, qualche paesaggio una volta. Capisco che magari è più difficile far entrare un quadro che un poster. Un poster è molto più semplice e molto più facile, diciamo, da mettere, però ci sono anche stampe, diciamo, di pitture che sono abbastanza belle da vedere, e anche magari per i nostri anziani che sono ricordati in ospedale e si passano magari anche un mese dentro. E non solo un mese delle volte. Guardate, io ho avuto la fortuna con questa trasmissione di avere sia il professor, i vari professori dei vari reparti, li cito tutti perché se non ne cito uno voglio gli altri, e sono tutti molto favorevoli a questa umanizzazione che sta arrivando all'interno degli ospedali. E questa cosa è dovuto al mondo del volontariato, un po' alla volta, è riuscito a entrare in questi reparti molto duri, delle volte molto tosti, dove ti fanno capire che forse la vita gira in un'altra maniera, e forse anche alla cultura, queste mostre organizzate anche all'interno degli ospedali, questi concerti anche, questa musica, che sono tutte terapie, gli animali. Capite che non si parla più dell'ospedale di fin pochi anni fa perché sono cose recenti, ma è stato un susseguirsi di avvenimenti, Presidente Rizzo, che adesso ti fa capire, mamma mia, cosa abbiamo. Prego, Presidente. Per esempio, uno dei progetti che stiamo mettendo in pista proprio in questi giorni, grazie ad una donazione di due sposi, Dionisio ed Elena, che hanno chiesto ai loro ospiti di fare come regalo una donazione all'Associazione per mio figlio. Verranno umanizzati tutti i percorsi della nuova cittadella che hanno a che fare con i reparti di pediatria e maternità. Perciò la nuova cittadella verrà, da quando uno arriva in cittadella, metti i piedi all'interno dell'ospedale, della struttura, cominciano le pareti a essere umanizzate fin da lì, dall'ingresso, e ti accompagneranno poi nel percorso di umanizzazione. Sì, perché se no diventa un'autostrada, Presidente, io l'ho visto, ho detto aiuto. C'è già adesso, no, i piedini che ti accompagnano in pediatria, però sarà molto più importante, molto più interessante, quindi verrà proprio fatto dei percorsi colorati. Noi vogliamo vedere il colore, anche se non siamo bambini. Assolutamente. Abbiamo bisogno del colore. Infatti io parlavo col dottor Staffa, che non è di sicuro è un'eccellenza che abbiamo all'ospedale di Treviso, e lui mi ha spiegato: Mirella, non devi aver paura perché vedi questo ingresso enorme, perché tu pensa, se ci sono due barelle che una entra e una esce, noi dobbiamo avere degli spazi. Allora io ho detto: è importante che voi veniate qua, che spiegate, perché a casa così quando arrivano non c'è un impatto brutto, c'è un impatto che va capito, va spiegato. Adesso il Presidente Rizzo dice anche questo, il colore è fondamentale, e voi fate questo. Andiamo a vedere il video così capiamo anche cosa fa la Grecale. Andiamo a vedere il video di questa mostra. Benvenuti a Scena Aperta, mostra collettiva dell'Associazione Artistica Grecale di Volpago del Montello, un'associazione che proprio in questo 2021 compie 10 anni. Nasce infatti nel 2011 per volontà di 3 amici, Giancarlo Poloni, che è anche presidente dell'associazione, Gioacchino Merlo e Gino Rizzardo, che, accomunati dall'amore e dalla passione per l'arte, arrivano a fondare questa associazione grazie anche al supporto del Comune di Volpago, in particolare dell'Assessorato alla Cultura. Assessorato che sostiene l'associazione in questi 10 anni e che dà loro la possibilità di avere questa splendida sala espositiva dove oggi 16 artisti
sono qui ad esporre le loro opere. Un'associazione che ha anche una sede proprio ancora a Volpago del Montello, dove si tengono laboratori, dove si tengono corsi di disegno, di pittura, di scultura e soprattutto si tengono anche laboratori per ragazzi, perché è nella filosofia dell'associazione arrivare ai più piccoli, convinti che un domani questi ragazzi, questi bambini che vengono educati al bello fin dalla più tenera età, un domani potrebbero essere adulti felici di frequentare i luoghi della cultura e soprattutto magari futuri artisti, proprio come gli artisti che oggi sono presenti qui. L'Associazione Artistica Grecale vede un'eterogeneità di stili, di tecniche, proprio come la mostra ci racconterà, perché vi sono all'interno pittori, scultori, incisori. Negli anni l'associazione ha partecipato a diverse mostre, a Villa Rubelli, a San Zenone degli Ezzelini, poco prima della chiusura per il Covid di novembre, e poi a Villa Onigo, a Trevignano, all'Auditorium Mario del Monaco a Catena di Villorba, qui nella sede di Volpago del Montello, e poi a Giavera del Montello, a Ponzano, all'Asolo Golf Club. Un pochino si sono mossi in tutto il territorio e hanno negli anni accolto artisti non solo provenienti da Volpago del Montello, ma da tutti i territori circostanti e comunque ovunque questi artisti arrivino. E dopo aver visto quello che fa la Grecale, andiamo a vedere invece quello che fa questa associazione per mio figlio, andiamo a vedere questo concerto. Musica come strumento di solidarietà, la musica per abbracciare i bambini. Così è stato pensato il Gran Concerto per mio figlio, che ha l'obiettivo di far decollare progetti fondamentali per la pediatria e per i piccoli pazienti. La Stanza dei Sogni, che è in via di realizzazione, è un'area dove si cerca di alleviare il più possibile il dolore dei bambini ricoverati, ma in cantieri c'è un altro importante progetto. Il secondo progetto che sta partendo con i fondi che raccogliamo anche quest'anno è una stanza dedicata all'esame endoscopico del bambino, quindi anche qui una sala dedicata per attrezzature, per personale dedicato che ha fatto della formazione specifica per il trattamento del bambino e per l'umanizzazione con colori, con televisioni, con musiche per distrarre il bambino, dare la possibilità anche ai genitori di partecipare, eventualmente avvicinare e accompagnare il bambino. La discoteca Odissea di Spresiano per una sera si trasformerà in teatro, una sala concerti con tanto di posti numerati e con le file come a teatro. Ospite d'onore il tenore Francesco Grollo. Vogliamo che sia un abbraccio, infatti abbiamo pensato a una compagine importante musicale, siamo più di 100 musicisti sul palco, l'Orchestra Regionale Filarmonia Veneta e poi 2 cori, 2 solisti d'eccezione e soprattutto vogliamo lanciare questo messaggio che sia una coralità. Vogliamo che sia una coralità anche con il pubblico per un messaggio importante che va dato per il sostegno alla pediatria, ma non solo. Abbiamo abbracciato anche musica per il sociale, che vuole anche l'invito di qualche persona con disabilità, in modo che anche le persone più fragili, queste persone speciali, abbiano la possibilità di partecipare a questi eventi importanti. Una raccolta fondi organizzata dall'Associazione per mio figlio per realizzare iniziative e progetti di umanizzazione dei reparti di pediatria dell'azienda della Marca. L'appuntamento da non perdere è per giovedì 30 maggio all'Odissea. I biglietti si possono acquistare presso la biglietteria del locale oppure sono disponibili a questo link. Ogni nota suonata, ogni melodia interpretata e ogni applauso, ha spiegato il direttore generale Francesco Benazzi, saranno dedicati ad una nobile causa benefica, un'occasione speciale per unire le forze e tenere alta l'attenzione nei confronti dei bambini. Basti pensare che nel 2023 a Treviso ci sono stati 1247 piccoli ricoverati. Nei primi 4 mesi del 2024 sono già 500. Ogni biglietto acquistato, ha concluso Benazzi, equivale ad un gesto di solidarietà. Che è stato fatto questo concerto, si avvicina il fine dell'anno, il Natale, questo mese magico, dicembre. Cosa succederà, Presidente Rizzo? Succederà innanzitutto il 1° dicembre, c'è in programma un bellissimo concerto all'Auditorium di Santa Caterina qui a Treviso,
Il maestro De Pieri farà un concerto d'organo, ci sono circa 200 posti disponibili, l'entrata è libera, c'è stata fare un'offerta libera per chi vuole aiutare l'associazione per mio figlio, e questo è il primo dei concerti che inaugura la stagione, tra virgolette, natalizia. E poi il 9 di dicembre invece c'è il nostro appuntamento al Teatro Comunale, canonico appuntamento. Negli anni scorsi avevamo invitato prima le Voci Bianche del Maggio Fiorentino con i ragazzi del Manzato di Treviso, l'altro anno il coro della Scala, Voci Bianche della Scala, sempre accompagnati dai nostri ragazzi del Manzato. Quest'anno, finiti i cori delle Voci Bianche, perché più qualità di questi ultimi due non ce n'era, e quindi abbiamo veramente raggiunto livelli incredibili, cambieremo un po' genere. Dovrebbe esserci l'orchestra del maestro Basso che suona le musiche dei Queen, e quindi le melodie dei Queen. E quindi stiamo organizzando proprio in questi giorni, il Comunale dovrebbe fra qualche giorno mettere in prevendita i biglietti per il concerto 9 dicembre, ore 20:30. Vedete anche Rizzo come Mirella fa fatica a dominare Del Monaco, anche se conosciamo Del Monaco, perché noi nella nostra storia, vero Presidente Rizzo, abbiamo il Comunale, chissà per chi cambia i nomi. Io non ho capito, perché ma lo con tutto il Del rispetto, Monaco, Comunale del prima Monaco. o poi arriveremo al Comunale del Monaco. Grazie Presidente Rizzo. Allora sentiamo invece la Grecale, cosa farà nel mese di dicembre, dove sarete, vi abbiamo visti sparsi nel territorio, dovunque, ovunque, ma su sedi prestigiosi, prego. Mirella, l'8 di dicembre, intanto il primo appuntamento, la baita degli Alpini di Volpago, ha avuto un grande successo già da un paio di anni. Siamo ospiti. Con gli Alpini si è sempre successo, guardate, con gli Alpini non si sbaglia mai. Non si sbaglia mai, perché praticamente hanno stravolto un po' le regole degli Alpini praticamente. Hanno addobbato, hanno trasformato la casa degli Albaidi degli Alpini in casa di Babbo Natale, e c'è una marea di bambini e famiglie che vengono. Addirittura quest'anno ho sentito il presidente, il capogruppo, che tra un trenino che da un paese all'altro porta dei bambini lì, e noi faremo dipingere, faremo lavorare con l'argilla e avremo una bella parete grande da dipingere con il nostro aiuto, e loro si sbizzarriscono con i colori acrilici attraverso sul muro, disegnano fiabe, Babbi Natale, elfi e quant'altro. Tutti i temi. Questo è un appuntamento che è l'8 di dicembre. Poi in gennaio abbiamo altre due mostre quasi contemporanee, una a Villa Onigo a Trevignano, dove facciamo la nostra collettiva di tutti gli artisti della Grecale, che siamo una quarantina di artisti come soci. Sedi invitati. Esatto, e poi abbiamo anche stiamo organizzando un'altra insieme col comune di Volpago del Montello, insieme alla casa, alla comunità alloggio, scusatemi se ho letto, ma no, ci sono questi nomi, come dite voi, come avete accennato. Comunità alloggio Casa Eserciti, che facciamo questa mostra di tutti gli ospiti, e insieme con la scuola dell'infanzia di Volpago e con l'asilo nido a Mogolfiera. Dunque facciamo queste due mostre contemporanee a gennaio. Dunque abbiamo un po' di impegni. Allora lo dico sia a Poloni che a Merlo, ma come facciamo per coinvolgere questi ragazzi annoiati, questi ragazzi che sono pochi rispetto a quelli bravi, io lo dico tutte le mattine, che stanno alzando sempre di più l'asticella pensando che tanto a loro è permesso tutto? Non è che riusciamo un po' a fare squadra e prenderseli uno a uno, prenderli per mano? Io 2 volte li prendo per i capelli, ma stavolta magari faccio la buona, li prendo per mano e li accompagniamo in percorsi culturali diversi per far capire che forse c'è un altro percorso di vita. Cosa dite? Abbiamo organizzato comunque dei corsi qua all'interno della nostra sede, anche per ragazzi, il pomeriggio. Vedi che dovevi dirlo, Poloni. Va bene, comunque lascio la parola anche a Giacchino. Prego. Cioè, i corsi ci sono da diverso tempo, adesso stiamo facendo un po' di pausa appunto perché facciamo queste mostre, però cerchiamo di coinvolgerli attraverso anche i social, perché noi cerchiamo di usare i social anche per motivi proprio per avete riscontro, arrivano quindi questi ragazzi?
Quindi, quando andiamo, un esempio, a dipingere sulle piazze, a fare anche dei madonnari, dei murales, capita che ci arriva qualche ragazzo, qualche ragazza, io ho la passione del disegno, mi piacerebbe disegnare, vorrei provare, e noi diciamo, la nostra sede è aperta, quindi potete venire qua e quindi anche voi magari mettere in pratica la vostra passione, perché come è toccata anche a me quando ero più giovane, mi ricordo ero bambino e mi ricordo sempre un signore, caro amico, purtroppo non c'è più, ha visto le abilità che avevo io, un altro mio amico, e quindi mi ha travolto, mi ha detto vieni a casa mia, prendi dei gessetti, vai, dai, è stata la fortuna insomma di poter continuare. La creatività che avevi, qualcuno la deve pur tirare fuori, questa creatività. Io sono convinta che ce l'hanno, forse ce l'hanno più questi terribili che gli altri, perché veramente hanno una sensibilità. Io faccio la messa in prova e vi posso assicurare che sotto quella scorza terribile di esperienze, poi oltretutto terribili, che non vi dico, anzi lo dico tutte le mattine, voi non avete idea cosa c'è sotto dietro questa facciata. Presidente Rizzo, cosa mi racconta? Come vuole salutarci? Vi saluto aggiungendo, che non l'avevo detto prima, che il concerto a Santa Caterina è alle 17, il 1° dicembre, così ho detto anche l'orario, altrimenti orario mi eccezionale. bacchettano giustamente. Io saluto dicendo che siamo in un territorio favoloso da questo punto di vista, perché la generosità dei trevigiani, io sono convinto che tutta Italia, andando anche oltre, la generosità ce n'è, ma io parlo per il nostro territorio, ho occasione di toccarlo con mano in ogni momento, quando si fa un'attività, quando si fa un concerto, quando si chiede anche direttamente magari a un'azienda, un imprenditore, sai avrei bisogno di questa cosa piuttosto che un'altra, cosa dici? Faccio un buon prezzo perché sai siamo un'associazione, certo. Non ho per i bambini, io vi regalo quello che è, eccetera, eccetera, non c'è problema. E quindi devo dire grazie a Treviso, grazie ai trevigiani, siamo una terra favolosa, con una generosità spontanea incredibile, e questo è un tesoro che anche questo dobbiamo difendere, dobbiamo tramandare, dobbiamo far capire, e penso che anche i ragazzi lo capiscano facilmente, che questi sono i valori che ti permettono di crescere assieme cresciamo tutti, non c'è nessun problema. Tornando al discorso dei ragazzi che invece sono un po' più così, evidentemente c'è qualche discrasia di crescita, che sia una crescita economico-culturale, qualcuno rimane un po' indietro, perché questi ragazzi non crescono assieme agli altri e si ribellano evidentemente e fanno qualcosa di eclatante per comunicare qualcosa. Sì. Quindi è vero che sbagliano, è altrettanto vero che bisognerebbe fare qualcosa per capire perché questi ragazzi sbagliano e hanno deciso di sbagliare. Basta prenderli per mano, sa Presidente, quindi lo posso assicurare. Il dialogo bisogna aprirlo in ogni caso e quindi ringraziando ancora tutti i donatori per la vicinanza all'associazione e portandovi i ringraziamenti delle famiglie e dei bambini che usufruiscono delle donazioni all'interno della pediatria, voglio salutare questo bellissimo territorio che voi avete occasione di intercettare attraverso questo mezzo e questa bella trasmissione. Grazie Presidente. Abbiamo l'ultima telefonata, Nadia, velocissima. Sì, ho atteso 15 minuti. Nadia, purtroppo, vai. Grazie e buongiorno ai tuoi ospiti. Niente, volevo confermare che sto praticando l'ospedale da maggio e devo confermare che c'è del personale fantastico. Brava Nadia, brava. Ho avuto e continuerò perché devo fare delle terapie, ma in qualsiasi luogo non ho trovato rispondere male, niente, ti mettono a tuo agio, sembrano dei familiari. Grazie, arrivederci e buona giornata. Grazie, eppure qualcuno li aggredisce, prima erano angeli, adesso sono demoni. Speriamo che servano anche queste telefonate che ha fatto Nadia, che ringrazio. Allora io direi al nostro regista di lasciare questi ospiti con questo concerto pediatria, vediamo se ce la facciamo, perché trovo molto giusto lasciare questa puntata con questa meraviglia di musica, questa meraviglia di ragazzi, di persone
e penso che sia la cosa migliore. Perciò grazie sia al Presidente Andrea Rizzo, Presidente Associazione per mio figlio, grazie a Giancarlo Poloni e a Gioacchino Merlo, l'Agrecale. Grazie, ci sentirete casomai vi scambio i numeri se avete piacere e andiamo a sentire il concerto e noi ci vediamo domani mattina. Cantano per i bimbi malati. Torna il concerto di Natale organizzato dall'Associazione per mio figlio, che dopo i 180.000 euro raccolti l'anno scorso per la stanza dei sogni, ora punta alla realizzazione di un altro progetto molto importante per la pediatria dell'ospedale di Treviso, un polo per l'endoscopia pediatrica nella nuova cittadella della salute. Il progetto prevede quindi di portare l'endoscopia vicino alla piastra degli adulti in maniera di poter collaborare con i gastroenterologi dell'adulto, con strumenti e con una struttura abbellita in maniera che sia a misura di bambino. Un progetto che prevede anche un'implementazione del personale. Ci saranno per un anno un pediatra e un chirurgo pediatra faranno una formazione specifica per l'endoscopia pediatrica che potrà essere fatto quindi in una struttura a misura dei bambini con strumenti adeguati, con personale formato e anche e soprattutto sempre in sedazione profonda, chiaramente con bambini che dormono. L'Associazione per mio figlio da 26 anni è attiva sul territorio e promuove iniziative per la raccolta fondi destinati a progetti per i bimbi ricoverati. Il nuovo progetto verrà avviato con il concerto di Natale al Teatro Comunale. Quest'anno invece abbiamo le voci bianche del Teatro La Scala. Credo che siamo arrivati ai vertici ormai nazionali, non solo nazionali, di quelli che sono i cori delle voci bianche e dei bambini che cantano per i bambini insieme ai nostri ragazzi del Manzato. Quindi questo sodalizio c'è anche quest'anno e sarà sicuramente una grandissima emozione. Riso alla marinara, insalata. L'allevamento di mitili ha tradizioni antichissime, testimoniate da alcuni documenti medievali. La zona di allevamento deve essere non molto vasta né troppo profonda e deve essere riparata dai venti ed arricchita dall'afflusso di acque dolci. Ingredienti per 4 persone: 250 g di riso, 400 g di vongole, 400 g di cozze, 200 g di moscardini, 2 tuorli sodi, olio extravergine d'oliva, sale, limone. Lessate il riso al dente in abbondante acqua salata. Scolatelo e lasciatelo raffreddare. Cuocete i moscardini in acqua salata per una decina di minuti e fate rassodare 2 uova. Tagliate a pezzi i moscardini, lavate con cura le vongole e le cozze. Mettetele in 2 recipienti diversi. Non aggiungete alcun condimento. Ponete sul fuoco e lasciatele aprire. Togliete i molluschi dalle valve. In un'insalatiera, con il riso raffreddato, unite vongole, cozze e moscardini. Preparate la salsa. Sbriciolate i tuorli, versate a filo circa 3 cucchiai d'olio extravergine d'oliva, come per preparare la maionese. E quando la salsa è diventata abbastanza consistente, aggiungete succo di limone e un pizzico di sale. Distribuite la salsa sul riso e mescolate. Tenete al fresco prima di servire. E buon appetito!